Telespettatori di Tele4, buongiorno, benvenuti a un altro appuntamento con Sveglia Trieste che come d'uso vi terrà compagnia fino alle 10. Il numero di telefono a cui intervenire è 040 977 8910. L'indirizzo di posta elettronica è svegliatrieste@tele4.it. Gli ospiti che saranno accanto a me sono il consigliere comunale del Partito Democratico Luca Salvati dalle 8 alle 9 e poi il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Corrado Tremul dalle 9 alle 10. Avremo anche le dirette esterne, quest'oggi con Bernardo Gulotta che credo come primo impegno sarà in zona Campanelle, ma comunque vedremo poi anche il collegamento con Gulotta avverrà a partire dalle ore 8, chiedo scusa. Intanto andiamo alla pagina meteo che adesso vedo di recuperare, eccola qua. Dunque, quest'oggi la presenza di un promontorio anticiclonico centrato sull'Europa centrale garantirà stabilità. Da domani l'avvicinamento di una depressione porterà all'afflusso di correnti umide fresche da sud-ovest in quota, per cui per oggi cielo in prevalenza sereno su pianura e costa, poco nuvoloso sulla zona montana, venti a regime di brezza e atmosfera gradevole. Già che ci siamo, vediamo anche per domani, cielo da variabile a nuvoloso con rovesci o temporali sparsi, più probabili dal pomeriggio e in serata. Soffieranno venti da sud o sud-ovest moderati nelle zone centrali. Come sempre in questa prima parte andremo a leggere le pagine, insomma il Piccolo e il Corriere della Sera. Adesso se mi date un attimo di tempo recupero entrambi. Intanto partiamo dal Piccolo, eccolo qua, vediamo la prima pagina, vediamo se riesco a... non capisco cosa ho combinato. Contratti di Asugi, la Regione sblocca il rinnovo, sanità oggi il presidio dei sindacati, credo che Bernardo Gulotta seguirà per noi anche questo. Da Chioggia a Fertiglia in motobarca il viaggio degli esuli in mare in ricordo di Margherita Hack che è morta il 29 giugno del 2013. Sonniferi ai bimbi migranti, passer presi a Trieste, questo è l'argomento, un argomento molto particolare, molto importante, al quale ieri abbiamo dedicato ben 2 servizi. Che cosa è successo? Si è chiusa con 13 misure cautelari, 7 arresti in flagranza di reato, l'operazione The End condotta dalla DDA di Trieste, dalla squadra mobile giuliana, che ha portato allo smantellamento, chiedo scusa, di una rete criminale dedita al traffico di migranti attraverso la rotta balcanica. Vediamo allora il servizio che abbiamo realizzato ieri con Gianluca Paladin. Parliamo di centinaia di migliaia di euro, non c'è dubbio, il giro d'affari è questo. Del resto è chiaro che quando si vede un interesse criminale a questo tipo di fenomeni vuol dire che rende bene, perché se non rendesse non ci sarebbe neanche così tanto interesse. Partivano da Trieste di pomeriggio per arrivare al confine sloveno-croato, prendere i migranti che avevano già pagato il passaggio e poi via alla volta del capoluogo giuliano. 250 euro il costo della tratta per ogni persona, tutto grazie agli agganci con i paesi di provenienza dei migranti e la città di Trieste. Il gruppo criminale, composto da albanesi e kosovari, era una cellula radicata nel nostro territorio, ma l'indagine, partita 11 mesi fa e condotta dalla squadra mobile di Trieste e dalla direzione distrettuale antimafia giuliana, ha permesso lo smantellamento della rete criminale. Più di 30 indagati, 13 misure cautelari emesse, 7 arresti in flagranza di reato. È il bilancio dell'operazione The End, che ha sgominato una banda accusata di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.
investigazioni hanno collaborato anche la polizia slovena, francese, kosovare e albanese, coinvolte anche le squadre mobili di Bologna, Rimini, Pesaro e Treviso, nonché i reparti di prevenzione crimine di Padova, Bologna e Reggio Emilia. L'operazione è stata illustrata in una conferenza stampa nell'ufficio del procuratore capo di Trieste, Antonio De Nicolo. I criminali costituivano una vera e propria famiglia, rapporti di parentela che facilitavano le operazioni. La tesoriera della banda è la sorella di uno dei boss incastrati dall'indagine. Un'organizzazione ben strutturata in termini di uomini e di mezzi messi a disposizione dei passeur per il traffico di migranti. Questi venivano fatti convergere al confine sloveno-croato, poi passeggiavano tra i boschi caricati di bevande energetiche per limitare il senso di stanchezza. Chi non voleva camminare veniva picchiato, ai bambini veniva dato del sonnifero. Infine i migranti raggiungevano la città di Pomian in Slovenia. Qui le persone venivano caricate in macchine e portate a Trieste. Le indagini hanno documentato 32 episodi, decine di migranti coinvolti in ogni viaggio. Ma quali elementi hanno condotto gli inquirenti ai vertici dell'organizzazione criminale? Le impedinamenti e intercettazioni sicuramente, ma anche lo scambio di notizie in tempo reale tra le polizie interessate. Cioè a volte un contatto informale, telefonico, un passaggio di carta attraverso messaggi WhatsApp può essere molto più utile di 100.000 lettere scritte e passate attraverso gli organi centrali. Questo è un mio vecchio pallino che mi sentirà ripetere fino alla stanchezza. La collaborazione internazionale è la chiave del successo di queste cose, e collaborazione internazionale vuol dire rapporti stretti, diretti tra magistrati di questo Stato, magistrati della Slovenia, magistrati croati, tra poliziotti di questo Stato, poliziotti sloveni, poliziotti croati. Allora, poi vi faremo sentire anche una intervista che sempre Gianluca Paladin ha realizzato con il direttore centrale anticrimine della polizia. Adesso vi faccio vedere, l'ho recuperata decisamente in una forma migliore, la prima pagina del Piccolo. Vedete che sotto il titolo il Piccolo dà conto di due problemi che riguardano il governo. Meloni attacca la BCE sui tassi e rinvia il dibattito sul MES, e poi c'è il caso Santanchè, passa la proposta PD di sanzionare Visibilia. Ancora nella pagina, alla fine della prima pagina del Piccolo c'è una storia, insomma, la racconta Massimo Greco dei primi 70 anni del camping Obelisco, e poi anche un accenno alla Trieste Joyce School che si sta tenendo in questi giorni. Ancora andiamo invece alla prima pagina del Corriere della Sera, subito sotto il titolo La sconfitta dell'Under 21 che è fuori dagli europei, battuta dalla Norvegia, quindi insomma il calcio della nazionale non va bene né per quanto concerne la nazionale maggiore né la nazionale Under 21. Il titolo del Corriere è Meloni attacca su MES e BCE, la misura non è nell'interesse nazionale, critiche sul rialzo dei tassi, Schlein mette in imbarazzo l'Italia, ordine del giorno con il sì del governo contro Visibilia, scoppia il caso Santanchè. Poi approfondiremo, vedete è molto divertente la vignetta di Giannelli, rialzo dei tassi, verdura 100% italiana, che è quella scagliata contro la Lagarde. Per quanto riguarda, magari poi andremo a vedere meglio, anzi facciamolo subito, perché il titolo è un pochettino particolare e quindi adesso lo capiamo un pochettino meglio. Forza Italia per il 30% voti verso Meloni, ma un azzurro su due il partito reggerà. Tra gli elettori di Fratelli d'Italia la maggioranza si aspetta di essere l'approdo di chi lascerà Forza Italia, quindi è un sondaggio condotto, se leggo bene, fra gli elettori di centrodestra, proprio per comprendere come Forza Italia reggerà, come sta anche reggendo per certi versi, alla scomparsa di Silvio Berlusconi. E sono sempre
problemi questi che sorgono quando appunto un partito si identifica in un unico leader, e con la scomparsa di questo leader certamente tutto viene rimesso in gioco. Qui poi c'è tutta la come si dice, il sondaggio, ma francamente con tutte ste palline eccetera non riesco a leggerlo, abbiate pazienza. Allora torniamo invece alla prima pagina del Corriere della Sera, perché c'è, vedete, missili sulla pizzeria, Giulia e Anna gemelle tra le 11 vittime, questo è accaduto in Ucraina, vittime dei missili lanciati su una pizzeria. A Parigi è successo un fatto molto grave. Aveva 17 anni, era alla guida senza patente, all'alta dei poliziotti di Nanterre, forse ha avuto paura, un agente gli ha messo la pistola a un palmo dal finestrino, fermati o ti sparo in testa, un attimo e lo ha fatto. È tutto in un video shock, le bugie della polizia e la rivolta nelle strade di Parigi, nelle banlieue, poi non so dopo se si sia spinto anche a Parigi eccetera. Poi finalmente si legge questa cosa, lo scrive Massimo Gramellini, leggiamolo assieme. Quante deve ancora combinarne il buon Biden perché la parte di America autoproclamatasi illuminata, cioè i democratici, si renda conto che la prima potenza del mondo non può farsi rappresentare da un signore che porta malissimo i suoi 80 anni e inanella una gaffa dietro l'altra? Ieri ha affermato che Putin sta chiaramente perdendo la guerra in Iraq. È vero che l'americano medio non è ferratissimo in geografia, come diceva Montanelli, sa che a Roma c'è il Papa, ma non sa dove sia Roma. Però Biden non è un americano medio, senza contare che negli ultimi tempi la parola Ucraina gli sarà sicuramente arrivata alle orecchie. E fosse solo l'Ucraina confusa con l'Iraq, per limitarsi alla settimana in corso, si è messo la mano sul cuore durante l'inno indiano pensando fosse quello americano. Chi deride la decadenza di una testa che era stata brillante è una persona ignobile, ma chi sottovaluta il problema o lo rimuove, che cos'è? Può bastare la paura di una vittoria di Trump nel 2024 per paralizzare l'altra metà dell'America su posizioni di difesa dell'esistente, quando l'esistente si rileva con un anno di anticipo già così traballante? Michel Platini lasciò il calcio ancora giovanissimo nella prima volta che un terzinaccio riuscì a togliergli il pallone dai piedi. Nessuno pretende che Biden sia altrettanto consapevole del proprio declino, ma è sconvolgente che in tutta la Washington liberal non si trovi un solo anticonformista in grado di ricordarglielo, perché appunto il problema è questo, il problema è che non c'è nessuno che faccia capire a Biden che non può pensare di candidarsi non essendo nel massimo delle proprie capacità. È vero anche che probabilmente ormai è troppo tardi per cercare all'interno del Partito Democratico un candidato, non c'entra niente un candidato che possa essere anche preparato per una campagna elettorale che si annuncia già piuttosto grave e piuttosto pesante. L'idea di affidarla a Biden è un po' preoccupante, ma come scrive giustamente Gramellini è impossibile che non si sentano voci autorevoli all'interno del Partito Democratico statunitense in grado di far presente quello che può essere davvero un problema. Con tutto il rispetto appunto per una persona che molto ha dato al proprio paese, che però è
chiaramente in gravi difficoltà. Allora, andiamo stavolta sulla seconda pagina del Corriere della Sera. MES, mi assumo la responsabilità, non è il momento. Meloni, approccio a pacchetto con l'Europa, critica la BCE, c'è un consiglio oggi, la Polonia contro le scelte sui migranti. E quindi per quanto riguarda insomma un nuovo momento di tensione fra il nostro primo ministro e l'Unione Europea, non è il primo, si sa che la Meloni per certi aspetti è insofferente nei confronti di Bruxelles, lo era quando era soltanto leader di Fratelli d'Italia, adesso che è al governo questa insofferenza ogni tanto salta fuori. In aula ieri ci sono stati, come ricorda il Corriere, voce alta e bisbigli sarcastici, il comizio show in aula, il discorso quasi senza opposizione. Vediamo se c'è subito, eccolo qua. Questo è il caso. C'è stato un ordine del giorno contro la Santanchè del Partito Democratico. Il governo ha votato sì e secondo il Partito Democratico sarebbe stato come scaricare il ministro. La ministra "io mollata non esiste", poi lo sfogo. Tutto quanto nasce da un'inchiesta di Report che aveva scoperto bilanci in rosso, lavoratori licenziati senza liquidazione, queste le accuse contenute appunto in un'inchiesta. La ministra del Turismo ha detto che risponderà mercoledì in Senato, notizie prive di corrispondenza con la verità storica. Secondo Santanchè c'è un accanimento del PD nei suoi confronti e c'è quindi un clima di tensione all'interno del governo, tanto che il ministro per i rapporti con il Parlamento ha chiamato la Santanchè e Ciriani per scusarsi. Quindi l'appuntamento è il 5 luglio, il mercoledì prossimo in Senato, per chiarire. Giubila l'opposizione, il governo ha mollato Daniela Santanchè, in Fratelli d'Italia si fa spallucce, abbiamo semplicemente evitato di cadere nella trappola del PD. Il documento cita esplicitamente ed esclusivamente il caso Visibilia, l'azienda a suo tempo della ministra del Turismo che riceve il via libera del governo con Maria Teresa Bellucci, sottosegretaria al lavoro, lo stesso partito di Fratelli d'Italia, lo stesso partito di Santanchè. Vabbè, vedremo. Intanto c'è il collegamento con la sala operativa della Polizia Locale. Buongiorno a chi è in linea con noi. Sì, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori, sono Marzotti. Buongiorno Marzotti, come sta? Tutto bene, approfitto per salutarla, è il mio ultimo collegamento dalla sala operativa, poi lascio il posto ad altri e mi dedicherò ad altre attività all'interno del comune. Ah, ho capito. Poi approfitto di salutare lei e tutta la redazione. La ringrazio molto. Allora che cosa ci racconta di ultimo? Allora, di ultimo vi racconto che ci sono dei lavori notturni previsti, dei lavori di asfaltatura lungo la via dell'Istria e dei lavori della segnaletica notturna che riguarderanno le rive, il viale Miramare e la zona di Opicina. Okay. Poi ci sono le solite deviazioni che riguardano il Triskel su in via Marchesetti, per cui la via Marchesetti è percorribile solo in discesa tra le 18 e le 22:30 e poi c'è anche un presidio nel pomeriggio in Campo San Giacomo dell'associazione Buriana che riguarda gli spazi sociali, la sensibilizzazione sugli spazi sociali.
Per il resto null'altro da segnalare. Ok, e allora ispettore, io la ringrazio, le auguro buona giornata e la ringrazio anche per la collaborazione che c'è stata in questi anni, e facciamo così, come sempre, se c'è qualche cosa che avete bisogno di comunicare, vi fate vivi voi e poi dopo noi vi mandiamo in onda. Speriamo di no, perché vorrebbe dire che ci sarebbe qualche cosa di poco bello, ecco, insomma. Purtroppo sì, Quindi rimaniamo nella speranza che il prossimo collegamento sia quello delle 13:20. Grazie, ispettore. Esatto, senz'altro. Saluti a tutti. Grazie, buona giornata, buon lavoro. Grazie. E adesso noi, come vi dicevo prima, ieri a margine, parte integrante di questa operazione The End è stata, durante la conferenza stampa, l'intervista con il direttore centrale anticrimine della polizia, il prefetto Francesco Messina. Vi riproponiamo quella intervista. È un'operazione che attesta chiaramente che questi sono fenomeni transnazionali che vanno, come dire, guardati anche dal punto di vista dell'azione di contrasto con metodologie e trattati con metodologie transnazionali, e quindi da qui l'importanza della cooperazione di polizia come in questo caso. È una rotta purtroppo consolidata che, come dire, vede questi passaggi dall'Italia, che non è però il paese di destinazione di questi poveracci. Il tema è che esiste un'organizzazione transnazionale che sfrutta, che è basata su diverse cellule. C'era questa cellula che noi abbiamo individuato nel nostro territorio e che si avvaleva anche di personaggi che stavano in territorio estero. Abbiamo collaborato con la polizia croata, con la polizia slovena per disarticolarla. Questo non ha chiaramente limitato e non limiterà nel breve periodo, come dire, il flusso dei migranti, ma serve a creare una conoscenza dal punto di vista investigativo e repressivo che ci possa pensare di fare traguardare un contenimento maggiore di questo fenomeno. Anche le pagine interne del Piccolo si occupano di quanto successo ieri in Parlamento. Meloni contro tutti, la Presidente del Consiglio attacca la stretta monetaria di Lagarde, no al MES, accusa il commissario Gentiloni e ai gufi sull'economia. Ci sono i commenti, le reazioni di Laura Boldrini del PD e di Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle, Schlein che non era presente in aula, al contrattacco a Bruxelles, i nazionalismi portano le guerre. C'è ancora appunto questa questa insofferenza nei confronti dell'Italia da parte della BCE. Qui c'è una foto dove si fa notare il pasto frugale di Draghi ieri a Fiumicino. E qui c'è invece una inchiesta sulle ferrovie. L'Italia sul binario morto, cantieri a Ferragosto, 4 giorni da bollino nero, l'alta velocità sarà interrotta a Piacenza, Orte e Sarno, meno treni e fino a 80 minuti in più tra Torino e Napoli. 180 minuti il ritardo medio sulla Roma-Napoli martedì a causa di un guasto a un treno. 9 ore la durata massima prevista di un Torino-Salerno a cantieri aperti. Insomma, non sarà certamente facile spostarsi intorno a Ferragosto, spostarsi in treno. Ed è un peccato perché, quantomeno per quel che mi riguarda, il viaggio in treno è uno dei viaggi più piacevoli e più tranquilli. Ancora lo scontro politico sulla Santanchè. Santanchè sì della Camera alle sanzioni per Visibilia, il testo inserito dai Dem nel dibattito sul decreto lavoro, il governo a sorpresa dà parere favorevole, l'esecutivo ribadisce massima fiducia alla senatrice, la Schlein, il voto dimostra l'imbarazzo.
la grafica di Ciak ci propose il trasferimento a Roma o il taglio dello stipendio del 40% e noi rifiutammo. Parla una dei due giornalisti che perse la causa in tribunale ma ottenne un risarcimento. Ciak è il mensile di cinema che era edito da Visibilia. Anche adesso insomma, poi il Piccolo si occupa appunto anche in questo caso dell'operazione The End. Dal Viminale c'è stato anche, l'abbiamo letto ieri, un plauso agli investigatori. Il ministro Piantedosi: scenario drammatico, serve più cooperazione a livello internazionale. Anche l'assessore regionale Roberti dice: questo è il volto dell'immigrazione clandestina e il PD disumanità senza fine. Allora, il traditore Surovikin, l'intelligence statunitense, il generale sapeva dei piani di Prigozhin, il Cremlino falso, l'obiettivo era entrare a Mosca per catturare il ministro Shoigu e Gerasimov, che è il capo di Stato Maggiore dell'esercito. Prigozhin è il capo dei miliziani della Wagner e invece il generale Surovikin non so francamente quale grado abbia. Il cardinale Zuppi vede il consigliere di Putin, la leadership russa accoglie la missione dell'inviato del Papa, apprezziamo gli sforzi. C'è stato, abbiamo visto con la prima pagina del Corriere della Sera, un attacco a Kramatorsk, raid russo sulla città, i missili colpiscono un ristorante, tra gli 11 morti 2 gemelle di appena 14 anni che stavano mangiando una pizza, oltre 60 i feriti. Ok, proseguiamo ancora. Questo invece è successo a Roma, il cadavere di una 17enne in un carrello, orrore a Roma, sospetti su un coetaneo. Vediamo in questo caso come il Corriere della Sera si occupa di questo fatto, insomma, dovrebbe esserci. Poi torniamo indietro, non lo trovo, ma insomma adesso lo forse che sia qua? No, curiosamente non lo trovo, abbiate un po' di pazienza. Niente. Ancora eccola qua. Dunque, uccisa a coltellata a 17 anni, fermato un coetaneo, il corpo trovato in un carrello della spesa accanto ad un cassonetto. A Roma è stato trovato avvolto in un sacco dell'immondizia all'interno di un carrello della spesa il corpo a pezzi di Michelle Maria Causo, 17 anni. Un passante attirato dal sangue che usciva ha chiamato la polizia. Gli inquirenti hanno trovato altre tracce di sangue all'interno di un condominio non lontano, hanno fermato un 17enne di origine straniera che è stato portato in questura e interrogato. La sua posizione al vaglio, non si escludono provvedimenti. La ragazza era di Primavalle, è agghiacciante, una cosa di questo genere, veramente non si possono leggere più queste cose, non si sa cosa pensare. Poi c'è ancora, ci sono punti ancora oscuri per quanto riguarda la vicenda degli youtuber. Una testimone, un'ambulanza un'ora dopo, il 118 smentisce, la Smart spinta per 20 metri. E ancora c'è, ecco qua, lo sparo che infiamma la Francia. Un 17enne non obbedisce agli agenti che lo fermano alla guida, il corpo a bruciapelo lo uccide. Banlieue in rivolta, Mbappé, il campione di calcio, il mio paese mi fa stare male. Questa è l'immagine del ragazzo di 17 anni ucciso martedì da un colpo a bruciapelo della polizia mentre era al volante di un'auto di lusso presa a noleggio.
il poliziotto che lo ha fermato per un controllo alle 8 di martedì mattina, Nanterre gli ha sparato quando questo non è rimasto fermo. C'è anche un video, tra l'altro, in una prima dichiarazione la polizia parigina ha detto che il giovane aveva cercato di investire gli agenti, ma il video ha dimostrato che non era andata così, non c'è stato alcun speronamento. Macron è intervenuto, una tragedia inspiegabile e imperdonabile, niente può giustificare la morte di un giovane di 17 anni. In questo caso insomma è come un ripetersi di quanto accaduto negli Stati Uniti già anni fa con il caso di Rodney King, ma anche con altri casi decisamente più recenti. Andiamo in pubblicità, poi torniamo. Rientriamo in studio, parliamo di turismo, nel senso che in questi giorni l'assessore comunale al turismo Giorgio Rossi ha annunciato l'obiettivo da parte del Consiglio, da parte del Comune, di arrivare ad avere in tempi relativamente brevi 3 milioni di turisti all'anno. Secondo il presidente provinciale di Federalberghi l'obiettivo è alla portata, il trend di attrattività della città cresce, il lavoro da fare non manca. Vediamo allora quello che ha raccolto ieri Bernardo Gulotta. La scommessa che facciamo io e il presidente degli albergatori, il grande amico Guarino Lanci, è quella di raggiungere, in quanti anni non lo posso dire, 3 milioni di turisti. Si parla di 1.400.000 presenze sul territorio, che è un dato in crescita ulteriore rispetto alla crescita incredibile già dell'anno all'anno. Il dato di 3 milioni è stato fatto facendo un paragone per quelle che sono destinazioni simili a Trieste, città costiere di seconda fascia per così dire, quindi non Roma, Firenze o Venezia, che hanno giocato carte in progetti pluriennali per lo sviluppo turistico sostenibile, in maniera tale che la città rimanga e permanga vivibile per i cittadini. Il traguardo dei 3 milioni di turisti in un anno a Trieste è raggiungibile, secondo il presidente di Federalberghi Guarino Lanci. L'ambizioso traguardo è nel diario dei desideri della giunta comunale, ma dal settore filtra ottimismo rispetto al trend di gradimento della città, in modo da poter ritenere di reale attuazione un obiettivo di tale natura. Il tutto però dovrà passare attraverso un costante lavoro di programmazione che richiederà diversi anni, durante i quali risulteranno indispensabili le politiche di conciliazione fra turismo e quotidianità dei cittadini. L'obiettivo è più o meno quello che hanno raggiunto altri, numeri che vanno dai 2 milioni e mezzo ai 3 milioni e mezzo di visitatori sparsi lungo tutto l'anno, non solamente nel momento in cui è estate o ci sono i ponti. Una crescita che però deve essere programmata, progettata, si parla di archi temporali di 10 anni, che sono normali nella progettazione turistica e in una programmazione anche a lungo termine, che non sono una colonizzazione del centro selvaggia dal punto di vista turistico, ma piuttosto un allargamento di quello che è il centro e il concetto turistico, un po' come sta già avvenendo. Questo deve essere un piano portato avanti da imprenditori e da enti pubblici in maniera coordinata, ma è un obiettivo raggiungibile. È una delle chiavi che dal settore viene definita come vincente per l'interesse che Trieste riscuote e anche la molteplicità di eventi che hanno luogo durante l'anno. Il sindaco di Piazza a tal proposito ha annunciato l'arrivo delle frecce tricolori per venerdì 7 luglio. Il giorno 7 alle ore 11, 7 luglio, ci saranno le frecce tricolori che faranno un passaggio sulla città. Perché fanno questo? Per ogni capoluogo di regione ci sarà questo sorvolo delle frecce tricolori, che è sempre una bella emozione, insomma, no? Allora avviso ai cittadini, il giorno 7 alle ore 11 tutti col naso in su a vedere le frecce tricolori che arriveranno da Monfalcone verso Trieste.
Allora c'è una mail, io la leggo, insomma, dice: segue il vostro TG tutte le mattine prima di uscire per il lavoro, ma quando vedo a condurre il giornalista Bosazzi cambio canale, perché deve condire ogni notizia con commenti personali non richiesti, oltre a dilungarsi su ogni riga che legge? Non è professionale, penso che gran parte del pubblico come me non gradisca. Insomma, io ho detto, si vede che questa persona arriverà prima sul lavoro e quindi buon pro. Allora, il TAR del Friuli Venezia Giulia deciderà entro quest'oggi in merito al ricorso della lista Insieme Liberi contro l'esito delle elezioni regionali. L'udienza si è tenuta ieri nella sede del Tribunale Amministrativo Regionale in Piazza Unità. Qui vediamo delle immagini raccolte davanti al TAR, alla presenza dell'Avvocatura della Regione e degli avvocati ricorrenti. Tra questa la stessa Giorgia Tripoli, appunto la candidata per Insieme Liberi, non eletta in Consiglio regionale per il mancato raggiungimento del 4%. Presente in aula anche l'ex candidato per la lista antivaccinista e consigliere del Comune di Trieste, Ugo Rossi. Non faccio pronostici, ma siamo molto soddisfatti del lavoro svolto, ha dichiarato l'avvocato Tripoli. Io e i colleghi abbiamo presentato atti ineccepibili, sostenendo che la Regione molto spesso si è arrampicata sugli specchi, muovendo eccezioni anche futili. In udienza è stata menzionata una recente sentenza del TAR di Bologna che, ha spiegato la Tripoli, ha annullato le elezioni comunali di Riccione, e quello che i ricorrenti hanno lamentato sono le medesime violazioni che abbiamo trovato noi. Quel TAR dice che queste irregolarità sono talmente gravi da inficiare l'esito delle elezioni, e ci auguriamo che il nostro TAR voglia seguire quell'indicazione. Continuiamo la lettura dei quotidiani, del Piccolo e del Corriere della Sera. Torniamo al Piccolo. C'è una pagina che ricorda i 10 anni della scomparsa di Margherita Hack, 10 anni dalla morte dell'astrofisica, l'omaggio della Trieste della scienza. Ci sono delle testimonianze che arrivano da Stefano Ferluga, Francesca Matteucci, Federico Taddia e Paolo Molaro. Insomma, davvero una grande donna che ha onorato la nostra città. Ops, ho fatto un commento, pazienza. La concessione all'autostrada A4 passa alla Newco Alto Adriatico, arriva il portavoce per il Presidente dell'Aula, Dreossi in pole position. Andiamo avanti e arriviamo a Lega Coop, welfare più forte, produzione di oltre 1 miliardo. Ieri c'è stata l'assemblea delle realtà che fanno parte di Lega Coop, e noi abbiamo ascoltato la Presidente e vediamo quello che ci ha raccontato nel prossimo servizio. Oltre 200.000 soci, un valore di produzione che supera il miliardo di euro, quasi 200 realtà associate, fra cui le più grandi della regione. Lega Coop rappresenta un osservatorio privilegiato sul movimento cooperativo, ma anche sull'andamento economico del territorio. Un settore che, nonostante sicuramente le difficoltà che abbiamo attraversato fra crisi energetiche, costi delle materie prime, seppur con delle differenze settoriali anche abbastanza importanti, fotografa sicuramente una netta ripresa. L'assemblea ordinaria dei soci delle cooperative associate a Lega Coop Friuli Venezia Giulia ha fatto il punto sul presente e sull'immediato futuro, non solo del comparto. In tal senso, partendo da un'analisi di ciò che ancora non va, la Presidente ha individuato la strada che potrebbe portare ad una soluzione che la stessa Regione sposa in pieno. In primis sicuramente la carenza del personale, la drammatica situazione non solo in ambito socio-assistenziale educativo che abbiamo segnalato più volte, ma anche figure
figure professionali, diciamo ad alta e bassa professionalità, ormai manca la manodopera, quindi questo è un tema che porremo fortemente, come tutte le altre anche associazioni datoriali, alla Regione, ma con l'idea di creare una partnership in particolare con la pubblica amministrazione, perché crediamo che queste soluzioni che hanno come obiettivo anche attrarre nuova manodopera debbano essere viste e affrontate in modo sistemico, in collaborazione con le imprese. Ma Legacoop guarda ancora più avanti e persegue una strada forse tortuosa, ma che prima o poi dovrà essere intrapresa decisamente. Stiamo lavorando molto anche per sviluppare delle sinergie che permettano per esempio un'inclusione dei migranti a partire da situazioni in cui in questo momento è una popolazione che per tante ragioni, anche per delle difficoltà di tipo amministrativo e burocratico, non riescono ad accedere adeguatamente alle opportunità di lavoro che noi potremmo sicuramente offrirgli, e su questo per noi è importante mettere al centro sicuramente una logica, un approccio del buon lavoro che riguarda non solo i lavoratori delle cooperative, ma tutti quelli che vorremmo ne facessero parte in futuro. C'è stata ieri, ne dà nota la notizia Il Piccolo, una protesta in Piazza Unità contro i tagli ai consultori, oltre 1200 firme raccolte in 24 ore, la mobilitazione pubblica della rete Non Una di Meno si è affiancata a una petizione online subito molto partecipata. Circoscrizioni, pareri in tempi troppo stretti, abbandoniamo l'Aula, la scintilla durante il voto sull'assestamento di bilancio, niente numero legale in seconda, quarta, quinta e sesta. Commissione speciale sul decentramento, adesso Trieste accelera, depositata la proposta di delibera dei civici, quindi ci si muove per quanto riguarda i parlamentini rionali, soprattutto devo dire la verità, adesso Trieste in questi mesi punta molto l'accento sulla necessità di considerare di più ciò che arriva dalle circoscrizioni. Compie 70 anni il camping Obelisco in Carso, fu costituito dalla Selad nel periodo del GMA. Negli ultimi anni un forte incremento di turisti, ci sono anche triestini che hanno scelto di abitarvi per tutto l'anno. La Selad, se non ricordo male, era una realtà che appunto durante il governo militare alleato realizzava delle opere pubbliche. No, vedo qua il servizio lavoro aiuto disoccupati, che comunque, se non mi sbaglio, si occupava di realizzare opere pubbliche. Continuiamo con Il Piccolo, vediamo che cosa c'è in programma. Ci sono delle ordinanze per i concerti in Piazza Unità di Zucchero e di Biagio Antonacci, e questi divieti scattano praticamente già oggi. Vediamo allora di leggerli meglio, anche a beneficio, soprattutto a beneficio dei telespettatori. Verrà istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione per tutti i veicoli su via della Muda Vecchia dalle 6 del 29 giugno alle 12 del 6 luglio, nonché dalle 6 del 13 luglio alla stessa ora del 16 luglio su ambo i lati, eccetti gli stalli disabili. Medesima disposizione per Largo Granatieri dalle 6 del 3 luglio alle 12 del 6 luglio e dalle 6 del 13 luglio alle 6 del 16 luglio. Dalle 7 del 29 giugno sosta vietata con rimozione vediamo, in via dell'Orologio, e anche dalle 24 del 6 luglio e dalle 7 del 14 luglio alle 24 del 18 luglio, quindi c'è con un certo anticipo, perché i concerti si svolgono il 4 e il 5 Zucchero e Antonacci il 15. Insomma, su questo eventualmente torneremo. Si è spento Gianfranco Sodomaco, docente e autore poliedrico, innamorato del teatro, molto spesso è stato
nostro ospite in varie trasmissioni, una persona molto colta, molto gradevole e come ospite molto gradito. Venerdì 7 luglio sopra Piazza Unità il passaggio delle frecce tricolori. Passiamo nuovamente al Corriere della Sera, andiamo alle pagine più dedicate alla cultura e agli spettacoli, però prima c'è questo: il voto in condotta peserà sulla maturità. Le proposte di Valditara nel DDL contro il bullismo, con il 6 si è rimandati, lavori solidali al posto delle sospensioni. Per contrastare forme di bullismo e mancanza di rispetto ai docenti, Valditara ha in cantiere nuove misure su sospensioni e voto in condotta. Un preside dice soluzione valida se serve anche a educare, una studentessa dice non punire ma ascoltare prima i ragazzi. Insomma, siamo sempre là. Adesso proseguiamo un attimo. Qui ci sono i commenti. Allora, parlando di commenti, andiamo a vedere quello che i triestini ci hanno raccontato ieri per quanto riguarda questo inasprimento delle norme del codice della strada. Nella maggior parte dei casi i triestini sono favorevoli a questo inasprimento. Stop della patente per chi guida ubriaco o drogato. In caso di positività alle droghe, sospensione e revoca della licenza di guida con divieto di conseguirla fino a 3 anni. Per gli ubriachi recidivi, alcol lock obbligatorio sull'auto. Linea dura sull'utilizzo dei cellulari alla guida con sospensione della patente. E poi ancora, ecco le regole per i monopattini: obbligo di targa, assicurazione e casco per tutti. Blocco del monopattino nelle aree extraurbane. Queste sono solo alcune delle nuove regole che si vogliono introdurre nel nuovo codice della strada. Sulla scia degli incidenti mortali, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al disegno di legge voluto dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Ma sentiamo cosa ne pensano i cittadini. Secondo me io sono d'accordo, perché questi mezzi comunque sono pericolosi, viaggiano sulla strada come gli altri e quindi hanno diritto ad avere le stesse regole. È sicuro andare in giro per strada? Allora, non è tanto sicuro per gli automobilisti, perché le moto non le notano tanto, è molto rischioso. Io stessa ho avuto già 2 incidenti per investimento. Soprattutto chi guida col cellulare e sotto effetto di droghe deve subire delle conseguenze. Tristezze, famiglie distrutte, per cellulare, per roba che si può fare anche a meno. E guardi qua, insomma, no? Ci vorrebbe, sì. Dico la bici, guardi qua, insomma, ci vorrebbe, però non con questi metodi, non con questi metodi, non è il caso di fare questa roba. Purtroppo è così, ci vuole un po' di buonsenso, ma la gente non ne ha. Troppi incidenti che tranquillamente col cellulare, ma anche camminando. Giustissimo. Specialmente chi guida col cellulare, perché se ne vedono tanti. I monopattini li dovessi tirare via subito e chi li ha inventati era suonato. La vita è una sola, quindi bisogna intervenire. Contento che venga fatta questa ulteriore recrudescenza delle sanzioni, perché evidentemente non basta quello che c'è. Signore, buongiorno, vedo che lei è un utilizzatore di monopattino, sì. Arriva anche il nuovo codice della strada che stanno preparando con casco obbligatorio, targa e assicurazione. Cosa ne pensa? Ma da un lato forse è anche giusto avere un'assicurazione in caso si dovesse fare un incidente, diciamo. Certo. E poi ritengo giusto che sia anche obbligatorio l'uso del casco. Ecco, quello della targa non so se sia proprio per il monopattino una cosa giusta, ecco. Poi bisognerà vedere se andrà in porto anche questa cosa, insomma, come legge, ecco. Sul Corriere della Sera c'è un'intervista con Tinto Brass e c'è un racconto abbastanza divertente. Dice l'intervistatore com'è la storia della sua scrittura per un film offerta a Gianni Agnelli. Allora dice:
Quella era verissima, sembrava molto dotato, a giudicare dalle foto rubate mentre si tuffava dal suo yacht. L'avrei voluto per L'uomo che guarda, tratto da Alberto Moravia. La segretaria era molto divertita, l'avvocato la ringrazia ma è troppo impegnato. Cercai di scritturare pure Monica Lewinsky per difenderla dalle maîtresse à penser che la coprivano di insulti solo perché avrebbero voluto essere al suo posto nella sala, diciamo ovale, anche se Brass non lo dice un'altra cosa, cambio di consonante, della Casa Bianca. Insomma, sono sempre divertenti le interviste di Tinto Brass. Andiamo allora, vediamo se riusciamo a raggiungere la pagina di cultura del Corriere della Sera che anticipa poi le pagine di spettacolo. Eccolo qua, c'è un libro. Luca Dal Monte ricostruisce per Cairo Editore il caso del 1957 che vide Ferrari sotto accusa per un incidente, l'apocalisse delle 1000 miglia, l'ora più nera di Ferrari. Vediamo se scrive: l'auto guidato dallo spagnolo De Portago si schianta sulla folla, 11 morti tra cui il pilota. Andiamo ancora avanti, dovremmo essere arrivati alla pagina degli spettacoli. Questa è la pagina delle recensioni, eccola qua. Qui c'è un'intervista, credo questa sia Letizia Castà. Volevo i pantaloni, Letizia Castà, da bambina li indossavo sotto la gonna, oggi sono attratta dal lato femminile degli uomini. L'attrice debutta al Festival dei Due Mondi con Clara Askill sulla vita della leggendaria pianista. E c'è poi anche un anticipo di un'intervista che comparirà domani sul supplemento del Corriere della Sera. Impacciatore, è nata una diva dall'altra parte dell'oceano. Sabrina Impacciatore ha ottenuto un grande successo con la miniserie White Lotus. E poi c'è appunto anche, se riesco ad andarci, la pagina delle recensioni, che non trovo più. Oggi col Corriere della Sera non sono molto bravo, per dire la verità. Ma non vedo, non c'è niente che possiamo segnalare e andiamo a questo punto velocemente alle pagine di cultura del piccolo, che credo siano dedicate, eccolo qua, lo scrittore Rob Doyle, che è a Trieste per la Joyce School, ne abbiamo parlato ieri fra l'altro. La letteratura è come la droga, uno strumento per l'assoluto. Lo giovane scrittore irlandese, oggi all'Auditorium della Voltella, parla dei suoi libri, tra cui l'autofiction Threshold. Mi piace scrivere in prima persona, l'intimità che può creare. Questo è per la cultura. Per quanto concerne gli spettacoli c'è la notizia della malattia di Madonna che l'ha costretta a interrompere il tour causa una seria infezione batterica che l'ha costretta a passare alcuni giorni in terapia intensiva e, come dicevamo, c'è la sospensione di un tour. Vediamo quello che succede all'interno della Triestina in attesa di notizie definitive. Manca poco all'annuncio del passaggio delle quote della Triestina dalla Atlas Consulting al gruppo americano LBK Capital. Vediamo allora. Sono ore decisive per la definizione del passaggio di proprietà della Triestina. Nessuna comunicazione ufficiale in questi giorni da parte del club a indicare che la trattativa sia davvero a un passo dal closing, ma le insistenti voci che girano attorno alla vicenda, con il gruppo americano LBK Capital intenzionato a fare sul serio, si rincorrono ormai da settimane. Il presidente dell'Unione, Simone Giacomini, aveva fatto sapere in una recente intervista a Mezzo Stampa che contatti con diverse realtà interessate ci sono state, ma nessuna conferma e neanche nessuna smentita hanno mai chiarito interlocutori
interlocutori e stato della trattativa. Intanto l'attuale dirigenza ha chiuso la partita legata al deferimento della Procura federale sul caso pergolettese. I legali del club hanno scelto di anticipare i tempi dell'udienza chiedendo di patteggiare attraverso il pagamento di un'ammenda di 7.500 euro. La Procura ha ritenuto congrua la richiesta. La Triestina, dal canto suo, ha chiuso in velocità la questione scongiurando anche penalizzazioni in campionato. Il comportamento contestato è relativo alla violazione dei principi di lealtà sportiva, imputata al comportamento di un tesserato alabardato che alcuni giorni prima del match contro la Pergolettese aveva incontrato alcuni giocatori della squadra avversaria. L'avvertenza rimane aperta, ma il patteggiamento ha permesso alla società di guardare con meno ingombri al passaggio di quote con il gruppo americano, passaggio che si attende ad ore. Le tempistiche non sono affatto certe, ma la sensazione è quella di una chiusura imminente, dal momento che di tempo per costruire una squadra competitiva ce n'è sempre di meno. Anche questa questione come si risolverà, e già che ci siamo concludiamo la rassegna dei nostri servizi, alcuni dei nostri servizi andati in onda ieri, anticipando assieme all'assessore al bilancio della Regione Barbara Zilli l'assestamento di bilancio estivo che sotto certi aspetti, anche per le poste finanziarie in gioco, assume gli aspetti, appunto, assume le sembianze, meglio, di una vera e propria finanziaria. La Regione si appresta ad affrontare l'assestamento di bilancio, una manovra che parte da 659 milioni di euro, ma che non è escluso possa arrivare anche ad 800 milioni, in sostanza una sorta di finanziaria estiva. Noi abbiamo irrobustito tutte le linee di finanziamento proprie dell'amministrazione regionale, andando a sostenere ancora di più il lavoro, l'economia e anche le famiglie, le iniziative a vantaggio delle stesse. Queste dunque, secondo l'assessore Zilli, le linee guida che la Regione è intenzionata a seguire sulla base del pregresso, cui si aggiunge un aspetto nuovo dettato dai tempi che stiamo vivendo e dalla necessità di far fronte a determinate sfide. E pensiamo che sia importante ragionare anche sul rispetto dell'ambiente in termini quindi di risparmio energetico e di razionalizzazione delle risorse, con una spinta importante verso il fotovoltaico, l'idrogeno e le altre forme di appunto approvvigionamento alternativo. C'è poi, non ultima, una considerazione di fondo che guarda la vita quotidiana e denota un'attenzione al tessuto sociale del Friuli Venezia Giulia. Siamo convinti che l'obiettivo sia sempre uno, che è quello che ha caratterizzato anche il nostro primo mandato, la coesione sociale, e da questo punto di vista continueremo, oltre che ad investire sulle infrastrutture, su tutte le azioni utili al benessere della nostra comunità regionale. Bene, possiamo andare in pubblicità, poi sarà con noi come primo ospite il consigliere comunale del PD Luca Salvati. Allora, eccoci in compagnia del primo ospite di quest'oggi, che è il consigliere comunale del Partito Democratico Luca Salvati. Grazie per essere venuto nei nostri studi. Lo ringrazio doppiamente perché ieri abbiamo avuto un problema e abbiamo reclutato Salvati quasi all'ultimo momento, e insomma dobbiamo dar atto anche di questa cortesia. Allora, grazie a voi. E quindi anzi è sempre un piacere poter essere ospiti qua e confrontarsi con i cittadini. Allora, vi ricordo che l'indirizzo di posta elettronica è svegliatrieste@tele4.it, laddove invece il numero di telefono a cui chiamare è 040 977 8910. Abbiamo già una mail che torna su una questione della quale ci siamo occupati 2 giorni fa con il consigliere Cinque Palmi. C'è già anche una telefonata in linea, quindi adesso c'è questa situazione tipo da circo a 3 piste che io non gestisco alla grande. Io direi allora sentiamo la telefonata, poi leggiamo eventualmente la mail. Buongiorno a chi è in linea. Caro dottor Bosacci, buongiorno. Buongiorno Visentino, buona giornata. Buongiorno a lei e al consigliere Luca Salvati, sono Claudio Visentini. Chiedo a Salvati
se ci sono novità sulla questione che lui aveva proposto in campagna elettorale, cioè di adibire al verde con giochi per bambini, panchine e quant'altro davanti a quel supermercato a Catinara nell'area abbandonata. Secondariamente volevo fare oggi un plauso all'assessore Riccardi per aver sbloccato le assunzioni di ben 70 precari. È un toccasana per la nostra sanità pubblica. Parimenti grazie al signor prefetto che ha ascoltato i vari sindacalisti della sanità, tra i quali mi piace segnalare i tenaci signor Fabio Potosni, Matteo Modica della FIAS. Grazie per la sua cortese risposta e buon lavoro. Grazie a Claudio Visentin. Allora, se ho capito bene, perché non sentivo benissimo, c'è la questione della zona del supermercato di Catinara, quella davanti a cos'è, Zazeron? Non so. Esatto. Beh, noi, un attimo ricapitolando la situazione, era stato fatto proprio dalla Giunta un ordine del giorno con il quale appunto si chiedeva di attrezzare quell'area, rendendola quindi sia come usufruibile della cittadinanza, con una parte per area sgambamento cani, una parte per tutta una serie di attrezzata per attività ludiche, come spesso vediamo in alcune zone, vediamo come Barcola o San Luigi, dopo una parte anche appunto per giochi, quindi per bambini. Poi in sede di bilancio, quando avevamo chiesto con un emendamento lo stanziamento dei fondi per procedere in tal senso, in quella sede è stata negata. Quello che come dire, stupisce anche in questo caso è che prima si vada in una certa direzione e poi invece si vada completamente in un'altra, senza per l'appunto neanche dar spiegazioni. Ecco perché sarà mia cura a questo punto, visto che è passato un po' di tempo e da parte dell'amministrazione non si è avuto alcuna risposta, presentare un'interrogazione. Tra l'altro quella è una zona anche abbastanza vasta, per dire la verità, perché penso che devo aver seguito anch'io una conferenza stampa in quella zona, ed effettivamente è uno di quei luoghi che, come dire, se non ci passi davanti non ti rendi conto di quanto sia ampia. C'è un'altra telefonata, passiamola subito. Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Buongiorno signora. Buongiorno al signor Cosazzi e al suo ospite. Prego. Buongiorno. Io l'ultima volta che è stato presente in studio il consigliere Salvatti avevo mandato una mail chiedendo informazioni per poter rimettere al suo posto uno specchio parabolico. Lui se ne è preso nota, però dopo non sono stata contattata da nessuno e volevo, se è possibile, sapere qualcosa in merito. Qual è la zona, signora? Strada per Longera, incrocio con via Comici. Ok, adesso vediamo magari. Prego, no, ho mandato la mail, questo lo posso dire, ho mandato la mail agli uffici, non ho ricevuto una risposta, quindi sarà assolutamente mia cura, anche perché mi pare che siano passate un paio di settimane, rinviarla nuovamente. Questo è, come dire, non l'unica, però è la cosa sicuramente prioritaria che posso fare. Devo dire che gli uffici spesso, come dire, lavorano in maniera abbastanza solerte, non riescono, anche perché le segnalazioni da parte dei cittadini, e anzi ringrazio vivamente gli uffici, sono tante, non riescono magari sempre a dare prontamente la risposta, però su un sollecito sono assolutamente convinto che dovrebbero rispondere.
Immagino sia un incrocio pericoloso, no? Nel senso, beh sì, comunque... perché l'uscita su via Comici, su strada per Longe, diciamo che è un punto dove la visibilità è fortemente ridotta, quindi ha assolutamente ragione la signora che l'ha segnalato e che ha mandato la mail, mi pare aveva mandato a voi prima e poi dopo. Allora, andiamo alla mail a cui facevo riferimento prima, è una mail che a sua volta fa riferimento ad un servizio che abbiamo mandato in onda ieri e replicato stamattina, ma ci si rifà ad una cosa di cui discutevamo con il suo collega in Consiglio Comunale Cinque Palmi. Allora dice: chissà l'idea che si fanno i turisti che vengono a Trieste vedendo la fontana in Piazza dell'Unità senza acqua, i pavimenti con le piastrelle pieni di buche, un tram di Opicina fermo da anni causa la burocrazia, un tallero messo in Piazza Ponterosso senza aver fatto un piccolo giardinetto attorno e quando si fanno delle manifestazioni viene nascosto. Inoltre, quale servizio diamo ai turisti se non ci sono servizi igienici? L'unico che abbiamo in Piazza Ponterosso fa pietà. Mi verrebbe da dire anche quelli che abbiamo a Barcola, non è che siano in Pineta particolarmente particolarmente simpatici, particolarmente adeguati anche al posto. Cosa dire? Sul tram ormai è da mesi che si parla di collaudo, il tram che va su e giù. Sulla galleria sappiamo qual è la situazione, adesso l'ultima proroga, di 8 proroghe si parla e sappiamo che complessivamente si è passati dai 40 giorni iniziali ai 400 con tutte le ripercussioni economiche, perché voglio dire, spese di benzina che le famiglie hanno dovuto sostenere per allungare e fare tutto il giro, le implicazioni per gli operatori economici che operano nella zona non solo di Piazza Foraggi ma ovviamente anche dall'altra parte, quindi Baiamonti, Via del Roncheto, e conosco più di qualcuno che lui stesso ha testimoniato il calo e quindi la diminuzione del lavoro che ha avuto in tutto questo periodo. Per quanto riguarda il Tallero, io credo che sia per quanto riguarda il Tallero, per quanto riguarda le statue, allora, bene che siano state fatte, su questo assolutamente condivido, anche perché poi diventano dei simboli, ma non solo. Beh, il Tallero in pochi mesi lo è già diventato, se vogliamo. Però in effetti va fatto anche un qualcosa a torno, giusto? Non solo, ecco, io credo che non vada messa soltanto la targa, ma che vada data una maggiore valorizzazione attraverso l'utente diceva attraverso un giardinetto, non so, può essere attraverso un percorso. Torno su quello che a mio avviso è una prassi che non stiamo adoperando. Basta veramente andare nella vicina Slovenia o nella vicina Croazia, Istria, per vedere delle cose che francamente a mio avviso loro non hanno fatto altro che vedere certe cose nostre nel corso del tempo, migliorandole e potenziandole. Credo che adesso potremmo, non è che si perde la corona a fare un'operazione del genere, credo che adesso potremmo fare noi questo, vedere come le hanno potenziate e migliorate loro per farlo noi a nostra volta. Andiamo alla prossima telefonata, poi abbiamo una mail abbastanza interessante. Andiamo alla telefonata, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno. E con il consigliere Salvatti, sempre per quanto riguarda l'isola ecologica di via d'Angeli 17, nell'ultima a volte ci siamo sentiti, il consigliere mi ha detto di richiamarlo la prossima volta che era in trasmissione, che mi abbia detto qualche cosa in merito a quell'isola ecologica di via d'Angeli 17 a 1,5 metri dalla cucina. Sono in attesa e vorrei sapere qualche notizia. Lei mi dice che quindi mi pare di capire non è stato fatto nulla, corretto? Cosa che mi ha detto che passava e mi sa che di richiamarlo nella prima trasmissione che interveniva, che mi avrebbe detto qualche cosa. Sì, no, dicevo non è stato fatto nulla, quindi sempre a 1,5 metri dalla cucina, lì i bottini sempre pieni, ok. Con i problemi inerenti. Ok, adesso dov'è la via d'Angeli? La via d'Angeli è la traversale che va da via Revoltella fino a via dell'Ermo.
ok. Il tratto in questione è quello che va da Scala Bonghi a Via dell'Eremo. Ok, vediamo se... Sì, ma i Salvati sapete. Sì, no, io volevo sono passato. farla vedere anche al pubblico. Questa è la Via d'Angeli, non so poi... È il numero 17, praticamente tra Scala Bonghi e Via dell'Eremo, la prima isola ecologica è a 1,5 metri dalla cucina. Ho capito. Eccola qua, mi pare adesso di... Credo che sia questa la situazione, se non mi sbaglio. Sì, si trova attaccata. Eccola qua, sì. Questo è il numero 17 e l'isola ecologica è proprio qua, insomma, sì. È un po'... Basterebbe proprio... col caldo poi... immagino, cioè, non riesco... Basterebbe forse solo spostarla, magari metterla sotto il muraglione di fronte, credo, non lo so. Ma guardi, il problema qual è? Che tra Via Revoltella e Scala Bonghi c'è soltanto un'isola in principio, mentre tra Scala Bonghi e Via dell'Ermo ce ne sono ben 6 isole ecologiche. Capito. Di conseguenza basterebbe anche eliminarla, perché se le persone che devono gettare le immondizie invece di fare 8 metri ne fanno 20, penso che non cambia niente e si allevia il problema di queste persone che a 1,5 metri hanno l'isola ecologica a cielo scoperto più di qualche volta. Ok, grazie. Intanto abbiamo un'altra mail che segnala un problema in una zona abbastanza vicina a quella a Via d'Angeli e la via Scomparini, nel tratto dove è stato eseguito uno scavo con il manto più basso, rimbombi fino in casa. Inoltre segnalo che in via Barison c'è una scala completamente coperta di erbacce, quindi inagibile, quindi l'accesso deve essere fatto a piedi lungo una rampa pericolosa. Si può liberare la scala onde evitare cadute? Se mi girate la mail. Ok, prendo nota più che perché girare la mail. Posso girare? Sì, io non ho capito come. Vabbè, perfetto. Allora, intanto vediamo invece la mail di cui dicevo prima, che dice: chiedo al consigliere Salvati, che pur essendo distante da me ideologicamente ritengo politicamente equilibrato, se non ritenga esagerata la polemica sulla galleria e sul tram, essendo lui a conoscenza delle enormi difficoltà burocratiche esistenti nei contesti edili ed in materia di sicurezza, sapendo inoltre che in caso di incidente derivato da una manchevolezza burocratica ne deriverebbe un'accusa diretta al sindaco e agli assessori. Allora, intanto ringrazio anche perché non era assolutamente cittadino tenuto a specificare l'equilibrato, nonostante ci troviamo su due posizioni, mi pare di aver compreso, politicamente molto distanti. Io non mi sento di dare tutta, lungi da me quando ci sono situazioni come queste, la politica ha delle sue responsabilità, ma non è assolutamente tutta la responsabilità della politica. Io credo che in questi, sulla galleria come sul tram, io credo che la responsabilità della politica sia questa. Allora, quindi andiamo sulla galleria. Prima di tutto, aver dato, e su questo francamente si riesce a capire l'entusiasmo, il fatto di dare ai cittadini una certa prospettiva, però aver annunciato che i lavori sarebbero terminati entro un tot, a mio avviso è stato assolutamente sbagliato, e credo che adesso la giunta di piazza composta dai vari assessori, ma diventa poi un insegnamento per tutti noi, quello di essere molto più cauti e prudenti quando si danno delle scadenze e dei termini. Questo è stato sicuramente un errore della politica. Poi, per quanto riguarda i lavori e le proroghe, comunque gli uffici del comune e l'assessore competente devono svolgere, come quando vengono fatti banalmente dei lavori
da parte di alcune ditte che vanno a riparare il manto stradale o i marciapiedi, dopo deve essere svolta un'azione assolutamente di controllo e di verifica. Io credo che il Comune in questo caso non l'abbia svolta in maniera completa e in maniera adeguata, perché anche quando si è data per andare all'ultima proroga, cioè il fatto che non ci si era accorti che in effetti sul quadro che mancava tutta la parte relativa al quadro elettrico, secondo me non è un errorino da poco, come anche le infiltrazioni, e quindi anche in questo caso, se vogliamo, più la parte tecnica del Comune, che però anche quella risponde alla politica, sono stati fatti degli errori. Poi l'altro errore che ritengo anche in questo caso non abbiamo ancora certezza, non abbiamo ancora, come dire, evidenza se o meno verranno richieste le penali alla ditta, di quale l'entità saranno le penali appunto che l'amministrazione intende nel caso appunto abbia questa intenzione di chiedere alla ditta. Quindi io credo che delle responsabilità, poi che in effetti noi sappiamo molto bene che il codice degli appalti in Italia è una delle materie più arzigogolate che ci siano, non vi è alcun dubbio, quindi non ha la politica tutta la responsabilità, però sicuramente ne ha. Allora, un'altra mail: hanno fatto la pista ciclabile in sacchetta sul lato destro guardando la piscina, la stessa finisce davanti a un marciapiede, i turisti che arrivano lì non sanno più dove andare, questo è un problema che speriamo venga risolto. Il secondo problema, dice la signora Sonia, è che tutti i camper continuano a posteggiarsi negli stalli blu, ma non ci stanno più e invadono la pista ciclabile, vedi la foto che allego. Si potrebbe iniziare a fare un po' di multe per far rispettare il codice stradale e tutelare la sicurezza dei ciclisti. Abbiamo anche la foto che eventualmente possiamo far vedere. Ecco i nomi. Com'è? Ci sono i nomi? Beh, insomma, giusto un attimo, poi ecco, questa è la situazione. Eccola qua, possiamo tornare in studio. Beh, allora, l'avevamo già vista, mi pare, in una delle ultime trasmissioni, e si vede bene in effetti che arrivati alla fine della pista bisognerebbe tornare indietro per arrivare al traversamento. Diciamo questo, va assolutamente segnalato meglio e va fatto un qualcosa che, tenendo conto della sicurezza, i ciclisti possano capire e comprendere in maniera certa quello che poi è il percorso, senza imbattersi, appunto perché alla fine c'è un marciapiede. Quindi vanno conclusi in maniera assolutamente adeguata quei lavori. Per quanto riguarda i camper, io credo che l'operazione che è stata fatta, quindi anche riconoscendo alcune cose positive, che non negli ultimi anni, perché è un'operazione che è stata fatta per l'appunto, mi pare fosse il secondo mandato della giunta di piazza, per quanto il divieto che è stato posto ai camper a Barcola, io credo che bisognerebbe fare in modo che i camper vengano concentrati il più possibile in alcune zone. Noi sappiamo molto bene che il codice della strada ad oggi prevede che a tutti gli effetti il camper viene classificato come una normale autovettura, a meno che per l'appunto attraverso delle ordinanze non si impedisca loro la sosta. Credo che sicuramente uno dei posti come quelli in sacchetta potrebbe essere oggetto di ordinanza. Ok. Telefonata, pronto? Buongiorno. Prego, buongiorno. Allora, adesso insomma ultimamente si parla di Trieste turistica. Ok, bellissimo, infatti è diventata Trieste, bellissima. Però volevo segnalare, per quanto riguarda il lungomare di Barcola, no? Io sono una sigla frequentatrice, specialmente lì della Pineta, e per esempio proprio la doccia, per esempio, è da anni che è mai funzionante. Dopodiché, anche secondo me, cioè, ci sono pochi locali per i turisti, dico, tipo la Marinella, è chiuso da anni, è abbandonato tutto. Cioè, e tipicamente io vedo anche tante volte che vado a Rovigno, lì ci sono pieno di locali, turisti. Qui infatti mi chiedevano anche dove andare a mangiare, cioè, ci sono le baracchette, ok, però per un turista ci dovrebbe essere anche i locali,
No, secondo me. Poi dopo volevo un'altra cosa chiedere, un pensiero. Per quanto riguarda il nuovo codice della strada è giustissimo, però per quanto riguarda le biciclette, certi ciclisti, non tutti assolutamente, incroci li evitano, cioè cercano di andare avanti piano. Secondo me, se tu sei in strada, diventi un mezzo, dunque devi seguire le segnaletiche, non perché sei un ciclista piano piano vai avanti, no? Sì, sì, no, correttissimo. Ok, sentiamo allora le risposte del consigliere Salvati. Sulla pineta di Barcole, per quanto riguarda tutto il lungomare, non posso che essere d'accordo, anche perché viene segnalato appunto che gli attuali servizi igienici che sono presenti sono inadeguati, in condizioni pessime, e credo che veramente la situazione a Barcola sia... faccio difficoltà a immaginarla in una situazione peggiore di quella attuale. Per quanto riguarda le attività all'interno della pineta, non so quante, in effetti, se si pensa di inserirle altre, non so quante attività possono essere, oltre alle attuali, possono essere ancora inserite. Certo è che andrebbe maggiormente valorizzata. Non ci sono tutti questi spazi, perché ci dobbiamo rendere conto anche questo è vero. Ci dobbiamo rendere conto anche di questo. Quello che sicuramente va fatto è una maggior pulizia, va tenuto maggiormente conto di quelle che sono le necessità dei bagnanti, anche perché appunto lo dice la signora, ma anch'io ho sentito che diverse docce non funzionavano, quindi anche in questo caso andiamo nella vicina Farenza, a Rovigno, andiamo appunto a Capodistra e vediamo che la situazione è completamente diversa, e questo vuol dire, per una città che è capoluogo di regione e che ha l'ambizione di diventare sempre più turistica, e soprattutto con fare quel passo in più che con la parte attrezzata che è prevista dal progetto dovrebbe far sì che i turisti rimangano qualche giornata in più anche per trascorrere, quindi per fare balneazione bisogna assolutamente, a mio avviso, iniziare a farlo sin da oggi con l'esistente, senza dover aspettare che venga portata a termine la progettualità, che non sappiamo neanche quando verrà portata a termine. Allora, c'è una segnalazione che non merita, non merita commenti, nel senso che dice tutto: alle spalle dell'archivio di Stato c'è un'aiola colma di erbacce, sterpaglie e rifiuti, ottimo nascondiglio per pantigane, gabinetto per cani, si può intervenire. Quindi questo è dietro l'archivio di Stato, segnala la signora Silvana. Poi c'è invece, l'avevo vista prima, non vorrei, forse è questa, eccolo qua, e magari rispondiamo dopo la pubblicità. Come mai gestioni inconcludenti e non conformi al rispetto delle normative vigenti degli appalti in corso, con risultati che sono sotto gli occhi di tutti, non vengono attenzionate dagli organi istituzionali e competenti preposti al controllo? Presumo che si riferisca forse anche alla questione Europromos, adesso posso pensare questo, ma in generale. Facciamo dopo la pubblicità allora, dai. Come te mando? Allora, eravamo in debito di una risposta ad una mail che, parlando appunto di appalti non controllati, mettiamola così, adesso magari è scorretto, non è il termine esatto, ma comunque, o della necessità che appunto determinati appalti vengano poi controllati meglio prima di affidarli, desumo forse un riferimento anche a Europromos, eccetera. Allora, se andiamo proprio nel caso specifico, nel momento che è stato fatto l'appalto di Europromos, si è preso in riferimento un determinato contratto nazionale, quando tranquillamente nel momento che si è andato a
ovvero quello dei servizi fiduciari, quando si è andato a costituire quella gara, l'amministrazione avrebbe potuto tranquillamente scegliere qualsiasi altro. Infatti in altri comuni si sta considerando di applicare il Federcultura, anche perché non dimentichiamo che gli operatori museali sono tenuti, cioè tutta una serie di competenze che spesso neanche funzionari di signore di aziende che abbiamo sul nostro territorio sono tenuti, quindi sapere le lingue, tutta una formazione, essere sottoposti a una formazione continua. Abbiamo cercato, e credo che sia un risultato veramente molto importante quello che si è raggiunto e che poi si potrebbe rivelare un punto di riferimento anche a livello nazionale per tutti gli altri comuni che appunto usufruiscono di ditte per tutti i servizi di portierato e per tutti i servizi per l'appunto di operatori, per gli addetti agli operatori museali. Si è riusciti ad addivenire insieme, quindi attraverso un lavoro di sinergia fra sigle sindacali. Ringraziamo anche la stessa Europromos, perché sarà l'azienda stessa a mettere poi gran parte dei denari da qua fino alla scadenza, ovvero fino al luglio del 2024. Si è riusciti a ottenere un risultato non da poco, portando la paga oraria dai 5,49 € di oggi lordi ai 7 euro, quindi e qualcosa, quindi quasi 8 euro, che partiranno già per l'appunto dal 1° di luglio. Questo vuol dire che si avrà in busta paga 420 euro in più lordi, euro lordi in più. Passare quindi dagli attuali 950 a 1.370. Credo che sia veramente un ottimo risultato, frutto anche appunto di tutta una serie, come dicevo prima, di sinergie che sono state fatte, non ultima la commissione trasparenza che si è tenuta lo scorso maggio, alle quali erano presenti tutte le sigle sindacali che abbiamo avuto come Partito Democratico il piacere di richiedere, con tutte le sigle sindacali, con gli addetti, quindi i referenti di Europromos, e con anche un certo ringraziamento lo devo all'assessore, va fatto all'assessore Rossi, il quale devo dire, in questo caso si è impuntato e in quella sede aveva dichiarato che nel mese di giugno sarebbe arrivata una proposta da parte dell'amministrazione, che a tutti gli effetti così è stato. Allora sentiamo, c'è una telefonata, buongiorno. Buona giornata a voi e a tutti i triestini e anche gli abitanti della regione. Bene, allora parliamo di camper, no? Allora io uso il camper a noleggio e ho girato un po' l'Europa. Potrebbe parlare un pochettino più forte, o forse magari abbassare il volume della televisione, perché io non sento benissimo. Il mio volume di descrizione è 0. Ah, ok, quindi allora vabbè, proviamo insomma, perché io non sento benissimo, prego. No, vorrei dire che ho girato col camper a noleggio. Mi sente? Sì, adesso va un po' meglio. Allora, ho girato col camper a noleggio per abbastanza tempo, però ho visto che fuori dall'Italia ci sono tanti posti tipo sosta camper che hanno delle casette dove scaricare le acque nere, dove potersi fare una doccia calda o diciamo per il camper in transito, che qua non abbiamo in Italia, abbiamo solo i campeggi e quindi un camper mediamente ha 3 giorni di autonomia. Deve essere che devi comunque scaricare le acque nere, devi caricare acqua per farsi la doccia, eccetera eccetera eccetera. Ma qua in Italia non esiste questa cosa qua, sono delle soste che paghi 24 ore circa sui 10 euro, non puoi tirare fuori i tavolini, cioè praticamente vivi nel camper e dopodiché se tipo su a Rottenburg o ad Avignone, una cosa e l'altra,
paghi 10 euro, hai il diritto di stare là 24 ore, e dopo paghi l'acqua calda, i bagni sono gratuiti e puoi scaricare l'acqua in area, e se devi caricare acqua paghi il carico dell'acqua logicamente. Qua a Trieste non esistono. Se ci sarebbero dei parcheggi così per le persone in transito sarebbe favorevole il turismo, credo. Un pensiero, buona giornata. Grazie, sentiamo allora la... Sì, mancano tutte le... cioè questo rientra a mio avviso nel ragionamento che si faceva prima, perché se i camperisti, forse no, sto parlando dei camperisti, non quelli che lasciano... Sì. I camperisti, esatto, quelli che ovviamente utilizzano i camper per muoversi in maniera, come diceva appunto il telespettatore, che lo utilizzano ovviamente per muoversi, quindi per sostare all'interno di per poi fermarsi, quindi all'interno di un comune, di una città, ovviamente credo che avere la possibilità, sapere che vi è la possibilità di appunto poter svuotare le acque nere, poter avere tutta una serie di servizi, a quel punto diventerebbe ancora di più motivo per i turisti per passare attraverso Trieste. Questa è sicuramente una di quelle operazioni che dovrebbe rientrare a mio avviso in quello che è il piano del turismo che ho chiesto già diverse settimane fa e mi è stato rassicurato che verrà predisposta la commissione per capire quello che sarà dal punto di vista dell'amministrazione comunale la visione per il turismo a Trieste, e sicuramente questo è uno dei punti che va portato, perché va benissimo le crociere, ma non sono solo le crociere. Allora, volevo fare una domanda, anzi segno. No, vediamo, forse ho perso una mail, allora adesso la recupero, vediamo se è questa. Dice il mega yacht persiste in rada, è lo Stato a pagare? Leggo che la proprietà è di una società delle Bermude, si rientra dei costi sostenuti, c'è qualcuno che se ne occupa? Non so se questa è materia... Non ho idea, anche perché credo che siano acque e quindi non dovrebbe rientrare mi viene da dire, nel diritto comunale. Ok. Sentiamo però la prossima telefonata. Credo che sia diritto marittimo e sul quale il comune non abbia competenze. Sentiamo quello che ha da dire chi è in linea. Buongiorno. Pronto? Prego. Sì, buongiorno. Signor Salvati, buongiorno, e anche allora al giornalista. Buongiorno. Volevo dire una cosa, di queste dette di Trieste e nazionali fanno pietà. Ecco, ma voi però, del consigliere Salvati e Partito Democratico di tutta Italia, per mandare a casa queste dette che non se ne può più, e bisognerebbe voi che svegliarsi un pochettino, partecipasse di più a Sveglia Trieste, svegliarsi per mandarli a casa. Vi voglio dire solo una cosa, la signora Giorgetti a gennaio mi ha dato 4 euro di pensione. E sono andato al massimo e sono un grande maresciallo. Vorrei dire, sai, la signora Giorgetti, a voi, con 4 euro quanti caffè bevo in un mese? Sono 3 caffè. E 27 giorni cosa guardo? Gli altri come bevi? 27 giorni guardo gli altri come bevi. Ok. È possibile mai le cose. Poi la galleria non si apre, il tram da vicino con 4 anni che è fermo, poi lo faremo via, a chi serve lo via? A chi serve? C'è un po' di tutto, c'è un minestrone insomma di cose, credo che Giorgetti sia la Meloni, se ho capito bene, e più che altro
Non so su quale tema soffermarmi, francamente. Io mi concentrerei, ecco, se posso, proprio sul tema che ha detto il Partito Democratico dovrebbe, come dire, il Partito Democratico, il centro-sinistra, a mio avviso è più corretto come termine, dovrebbe avere la capacità di avere una proposta o delle proposte anzi più concrete, più reali, proprio per incalzare il centrodestra, che abbiamo visto dopo anche la sconfitta importante che c'è stata in Molise, e che non è altro che una delle ultime sconfitte che abbiamo visto ormai da un anno a questa parte. Il Partito Democratico deve cercare deve assolutamente impegnarsi ad avere una linea più solida, data secondo me, concentrandosi principalmente su temi concreti, senza nulla togliere ai diritti civili, su questo che rimangono sacrosanti. A mio avviso ci si è concentrati un po' troppo. Noi oggi facciamo i conti con un'inflazione che è galoppante, l'hanno detto anche lo si sta sottolineando anche in questi giorni, i media, quindi tutte le testate, e l'inflazione galoppante va in primis a toccare chi sta peggio. E quella dovrebbero essere le prime categorie sulle quali un partito di centro-sinistra dovrebbe concentrarsi. Non a caso, e quindi delle proposte che vuol dire salario minimo. Noi oggi, tornando alla questione dell'Europromos, se avessimo avuto nella nostra legislazione, e ci tengo a sottolineare che questo governo, in una mozione dello scorso anno, se non sbaglio era novembre-dicembre, ha detto, anche la mozione comunque in Parlamento è un documento di indirizzo, ha affermato che non hanno alcuna intenzione di inserire il salario minimo. In gran parte dei paesi d'Europa il salario minimo esiste già ed è a 9 euro lordi l'ora. Questo cosa vuol dire? Che in situazioni come quelle che abbiamo visto di Europromos non sarebbero esistite se ci fosse stato il salario minimo. Quindi su azioni di questo tipo, azioni concrete. Poi anche l'altro giorno sentivo parlare ma non c'è più il reddito di cittadinanza, era meglio. Sono dell'idea che quei soldi andavano sicuramente, ma sin dall'inizio non andavano date in mano appunto ai cittadini, ma andavano dati in mano alle aziende. Si dava quel tot all'azienda, l'azienda sicuramente sarebbe stata disponibile, se non tutti, in gran parte, perché ho parlato con diversi imprenditori in questi mesi e loro dicevano che sarebbero stati disponibili a metterne altrettanto vicine. Intanto le persone si formavano, non tutti probabilmente sarebbero stati assunti, ma un'azienda che forma una persona, che la trova interessante, che a quel punto si rivela una risorsa importante, farà di tutto pur di tenerla. Io credo che questi siano i temi importanti. Credo che oggi come oggi, soprattutto appunto data la situazione che si sta venendo a creare di disagio che c'è stato anche dopo il Covid, se vogliamo anche sul disagio giovanile, il Partito Democratico deve avere quell'ambizione di andare a rappresentare quelle che sono una serie di problematiche che in maniera sempre più lampante si stanno rivelando. Andiamo alla prossima telefonata. Buongiorno. Sì, un buongiorno a voi. Buongiorno. Buongiorno. Senta, volevo fare una segnalazione. In via Ovidio c'è un buco, no? L'altro ieri l'hanno ricoperto nuovamente, che con l'asfalto sono venuti già la sesta volta a ricoprirlo con l'asfalto, mentre la strada è fatta di cubetti. Dico 6 volte, cosa ci costa a noi questo buco? 6 volte, dico, contate interamente, 6 volte sono venuti con il camioncino a buttare un po' di asfalto che si è dissolto subito. Domando, ma che lavori fa questo comune? Chi manda? Della gente incompetente. Poi, sempre in via Ovidio, c'è una zona di verde di quartiere che la ditta ha praticamente fatto il lavoro a 3/4, l'ultimo pezzo di terreno non l'ha messo a posto, cioè non ha tirato via le erbacce. Non serve niente né telefonare in comune, non serve niente. Salvati, faccia qualcosa lei, che lei è uno dei meglio qui del comune. Grazie, buongiorno. Ok.
Bio se ho capito bene. Beh, guardi, intanto ringrazio per l'apprezzamento. Per quanto riguarda i lavori che vengono fatti, noi da tempo ci lamentiamo che si va avanti a rattoppi. Quello che ci viene risposto è che per fare, come dire, completamente un pezzo di strada, un pezzo di marciapiede, oltre che a livello di tempistiche, andrebbero via non il doppio ma 4-5 volte le risorse che vanno via nel fare questi rattoppi. Io credo che probabilmente gli stessi rattoppi, quindi rimanendo sul tema in effetti delle risorse, dovrebbero essere fatti meglio, ma soprattutto, tornando anche a quello che si diceva inizialmente, il Comune dovrebbe vigilare una volta terminati i lavori, dovrebbe andare a verificare che siano stati fatti correttamente e nella miglior maniera possibile, perché se, come appunto assolutamente noi ci fidiamo di quello che ha detto il gentile telespettatore, se per 6 volte è saltato il manto, vuol dire che qualcosa non è stato fatto nella miglior maniera possibile. Allora c'è una mail che però dunque dice: fermata linea 1 via Capodistria, hanno pulito il tratto di strada dalle sterpaglie ma le transenne restano, purtroppo ancora non ci siamo. Quindi questa sia una segnalazione, credo non si capisce bene, dovrebbe essere fermata linea 1 in via Capodistria. Adesso questo non so. E c'è intanto un'altra telefonata. Sì, buongiorno. C'è il bombardamento oggi. Buongiorno. Pronto? Prego. Sì. Buongiorno, sono Nevio Salvini. Volevo dire al dottor Salvati una ricetta per non perdere ad ogni tornata elettorale. Pensate di più agli italiani e meno agli stranieri, e cercate di essere più propositivi e non sempre protestare per tutte le cose che fa l'attuale amministrazione comunale, perché la gente certe volte siete indisponenti, mi scusi questa piccola disquisizione, perché purtroppo nelle cose bisogna anche cercare di creare, non solamente di ostacolare. Voi state attendendo qualsiasi cosa, appena il sindaco apre bocca su qualsiasi, subito sopra, come bestie feroci. Non state facendo opposizione, voi state facendo ostruzionismo su tutte le cose. Questo è come la vedo io, scusate il mio. Per quanto riguarda la ricetta principale, appunto, pensate di più agli italiani e meno agli stranieri, che forse non perderete più tanto alle elezioni. Grazie, buongiorno. Grazie al signore, intanto si sta collegando Bernardo Gulotta con tanto di occhiali da sole. Allora cosa facciamo? Rispondiamo un attimo e poi andiamo da Gulotta. No, sentiamo subito Bernardo che scalpiterà, immagino, e credo sia in zona Sacchetta, diciamo così, proprio per la questione delle piste ciclabili. Sì, esatto Umberto, buongiorno. Gli occhiali da sole sono quasi una necessità perché c'ho il sole veramente in faccia, ma proverò a resistere per un po'. Ma no, ma infilali, non è un problema, dai. Figuriamoci. No, vabbè, non è un problema. Buongiorno Umberto, buongiorno al consigliere Salvati e a tutti i telespettatori. Siamo proprio sulle rive, prima avevamo un problema tecnico, non siamo riusciti a collegarci prima, eravamo a Campanelle dove è stato completato il rifacimento del campo di calcio, il manto erboso è stato posato e quindi si aspettano spogliatoi e la sede per poter avere omologato il campo pronto per la seconda categoria della società Campanelle Calcio. Noi siamo qui invece oggi sulle rive in Riva Ottaviano Augusto perché vedete la pista ciclabile di recente realizzazione che è venuta a costeggiare i posteggi a pagamento blu proprio della Sacchetta in quel processo di allungamento della pista ciclabile in modo tale che da Campomarzio ci sia un collegamento fino a Campi Elisi senza soluzione di discontinuità, ovvero tutto in sella alle bici. Però questa realizzazione non è stata priva di qualche polemica. Qui c'è un cittadino che proprio vedendoci qui come troupe ci ha chiesto informazioni sulla nostra presenza e ha voluto, insomma, ha piacere di fare un intervento. Di che tipo? Sì. Ma è negativa su tutti gli aspetti, perché una pista ciclabile che non viene utilizzata, io sono qua ogni mattina quasi da quando è stata realizzata, e se avrò visto 10 biciclette nella pista, sono tante, molte anche continuano a girare, anche perché incomincia in un punto strano, finisce nell'altro, che uno
immagina, prevede, poi l'incompetenza di questo assessore, che ho votato il sindaco di Piatra, ma con questo assessore se dovessi rivotarlo non lo voterei più, parentesi che non c'entra niente con quelli attuali. Quindi ha portato via posti a pagamento, già la situazione di parcheggio è critica, per una cosa che la gente non usa. Anche perché non c'è nessun collegamento con quella pista assurda fatta dal sindaco precedente Cosolini, dove anche là passando spessissimo non vedo nessuno, vedo uno su 100 correre o camminare, quindi è vorrei vedere, non so, anche perché è una pista ciclabile, ma non so, non ho parole proprio. C'era però in qualche modo l'esigenza di collegare in maniera ciclopedonale la città? Non è una città da biciclette, perché a parte le rive, Piazza Unità, già quando Corsa Italia, poi per non parlare di Via D'Annunzio, in bicicletta non si va, Via Giulia, tutto quanto in salita, i turisti che vedranno questa idiozia dopo un po' probabilmente si stuferanno di venire in bici. Quindi dice che la realizzazione non fa, diciamo, non dà nobiltà a quella che vuole essere una città magari ciclabile. Ciclabile, basta vedere anche là, guardatela, il parcheggio delle bici che uno può prendere, eccole qua, guardate dove passano la gente. Le bici che uno prende a noleggio con le teste sono sempre piene. Il parcheggio di bicicletta. Adesso abbiamo visto quasi un incrocio fra la signora in bici e la signora a piedi che si sono un attimo... Le righe pedonali, c'è una grande confusione, non lo so, è stata partorita in un momento di estrema follia proprio. Quindi non è contento di questo? No, non sono per tirare una linea. Suggerisca all'assessore che non ma non sarà mai passato da queste parti, che metta anche un semaforo, visto l'intenso traffico, sarebbe il caso che ci fosse un semaforo via verde, rosso, onde... Sì, no, perché è critica la situazione qua, guardi qua, anzi dobbiamo stare attenti che non ci investano, vorrei conoscere questo grande assessore, questo genio che probabilmente non sa andare in bici perché non ha idea, poi qua il terreno è abbastanza è sconnesso, visto che ci sono i masei. Sì, per cui i bambini, tutto il resto, quindi grazie dell'occasione di aver espresso il mio disappunto, che è una cosa, direi, abbastanza palpabile, insomma, si è capito. Assurda, spero che ci sia qualcun altro che accanto, vabbè, lasciamo perdere l'ovovia, tutto il resto, già questo è proprio la ciliegina sulla torta. Le ringrazio, grazie a lei intanto, buona giornata. Ecco Umberto, questo quanto, un attimo prego? Se potete stare qua ancora una decina di minuti sotto il sole per far vedere qual è il traffico intenso. Pensavo per abbronzarci, no? No, il traffico intenso, perché nelle ore mattutine uno va in bicicletta, ma mi sembra che momentaneamente ne sono passate 2 forse, sulla pista ciclabile e altre 2 forse fuori dalla carreggiata. Grazie Umberto, noi vi restituiamo la linea anche perché so che siete quasi in pubblicità. Volevamo semplicemente far vedere il tratto di pista ciclabile, poi il cittadino era, come avete visto, abbastanza agitato su questo argomento e ha dimostrato, sì, esatto, la sua verve agguerrita, come hai detto tu, nei confronti di questa realizzazione che nella logica voleva essere il tratto di continuità fra quella che è la ciclopedonale, diciamo, della zona di Piazza Unità, no? Lato mare, a la pista ciclabile invece di Viale Campi Elisi, Via delle Fiamme Gialle, quella che poi insomma prosegue e che negli intenti si collega con la ciclopedonale Cotturro, cioè la logica è quella di dare una continuità, poi se in certi tratti viene bene, in certi tratti viene peggio, queste sono opinioni che i cittadini si sentono di poter ovviamente insomma esprimere in base alla propria personale preferenza. Allora, grazie, so che vi spostate adesso, andate da un'altra parte, quindi ci vediamo fra una decina di minuti circa. Sì, noi andremo verso Piazza Unità, perché fra poco è prevista a partire dalle 9:30 una protesta del comparto sindacale per la chiusura non solo dei consultori ma anche dell'esubero, diciamo, del personale, sebbene oggi sia scritto sul piccolo che c'è stato uno sblocco riguardo il personale Asuggi, ma sul personale OS i sindacati vogliono alzare la voce. È passata una bici però adesso, ho visto male io? È passata una bici con una ragazza, credo, in sella, utilizzando questo tratto, come lei anche altri. Diverso è invece la gestione di taluni altri ancora che preferiscono andare in strada, però insomma qui bisogna un attimo anche capire
cosa si vuole fare di una pista ciclabile, certo. utilizzarla oppure no. Molti sono abituati ad andare lungo la strada e continueranno a farlo probabilmente, però insomma. Vabbè, ci vediamo più tardi allora Bernardo, perché io intanto devo chiudere con Salvati facendolo commentare un po' la telefonata che diceva... A dopo, grazie. Sì, ciao Bernardo, più tardi. La telefonata appunto che diceva il PD deve occuparsi più degli italiani e non degli stranieri. Sì, non dobbiamo dimenticare che gran parte del nostro PIL oggi è dovuto anche e soprattutto e tutta una serie di maestranze non sarebbero svolte se non attraverso, se non ci fossero appunto extracomunitari che vengano da noi a prestare il loro lavoro, perché non dimentichiamo quelli che sono stati gli appelli di tanti imprenditori che hanno detto che in tutta una serie di periodi in effetti facevano fatica a trovare persone, lavoratori che appunto è giusto per prendere ad esempio nella vicina Monfalcone sappiamo molto bene chi lavora per gran parte in Fincantieri. Vorrei vedere oggi la Fincantieri senza quelle maestranze a che punto sarebbe. Poi torno a dire, il Partito Democratico deve quindi anche per dare risposta all'altra parte dell'intervento, deve sicuramente prendersi maggiormente cura con proposte concrete. Io mi sento di dire che a Trieste non stiamo facendo solo un'opposizione, come diceva il signore, ostruzionistica, ma stiamo diverse volte, poi ci vengono bocciate. Faccio riferimento così giusto a quella che è stata la mozione dell'Ater che abbiamo trattato nell'ultimo Consiglio, dove si chiedeva di far sì che gli aumenti che ci sono stati sulle fasce più deboli dei canoni, che infatti noi con la giunta precedente avevamo fatto sì che le famiglie mononucleari non avessero una scontistica sul canone. Adesso il centrodestra dall'anno scorso ha riportato i canoni in su e quindi a tutti gli effetti sono stati degli aumenti per chi sta peggio e quindi per le fasce più deboli. Grazie al consigliere comunale del PD Luca Salvati per essere stato il nostro ospite, buon lavoro. Grazie a voi. Ci vediamo dopo la pubblicità, cambio ospite, ci sarà Corrado Tremul di Fratelli d'Italia. Allora, cambio di ospite, siamo in compagnia del consigliere comunale di Fratelli d'Italia Corrado Tremul, che ringrazio per essere venuto nei nostri studi. Ringrazio voi come sempre. Devo trovare una mail, eccola qua. Allora, questa mail vendica intanto la sua passione per la Triestina. Cosa si augura diciamo per il nuovo corso della Triestina? Innanzitutto colgo l'occasione di salutare il signor Gianni, che io naturalmente vi ascolto sempre ogni mattina, è un po' di tempo che non lo sento, una persona squisita. E poi saluto il signor Visentin, che sta facendo ginnastica per il cuore. E mi si permetta, vorrei all'inizio, poi andiamo avanti, lasciamo spazio ai telespettatori come sempre, un plauso a chi ha fatto l'operazione riguardante la rotta balcanica, da noi sempre tenuta bene a mente, con tanto di presenze anche sui confini, all'epoca anche da parte di onorevoli come Fratelli d'Italia, e quello che io ho sempre sostenuto e lo dirò avanti sempre tutta la vita, che i soggetti che lucrano sulla vita degli altri, io sono tipo, si può usare il termine, quantomeno buttar via la chiave, ecco, vedo di star morbido, di buttar via la chiave quantomeno. Quindi per cui un plauso a chi ha lavorato, le forze dell'ordine che sono state messe in campo, e auspico anche da parte appunto dei vertici della polizia una medaglia, dito in triestini, a tutte queste persone che hanno svolto un lavoro eccezionale e hanno messo il primo, e mi auguro non l'ultimo,
paletto a questa che io la reputo una situazione scandalosa. Per quanto riguarda l'Unione, a ore sembrerebbe il cambio, ecco, io mi auguro che ci sia chi subentra abbia le idee più chiare, perché io ringrazio la vecchia proprietà per quanto riguarda l'iscrizione e la salvezza all'epoca. Su tutto il resto è meglio che mi taccio, perché in 56 anni non ho mai visto l'Unione nelle condizioni dell'altro anno. Quindi per cui, se è vero che entrano, che vengano, buon lavoro, idee chiare e occhio sempre al settore giovanile dilettantistico, perché rispetto a giocatori che abbiamo visto l'altro anno possono tranquillamente dare e sudare per la maglia dell'Unione. Forza Unione! Sentiamo la prima telefonata per Tremul, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Sono intervenuto un po' in ritardo perché la linea non me l'ha permessa. Riguardo agli ciclabili che sono stati fatti sulle rive, sì. Ecco, volevo far presente che possono essere anche utili, ma le persone si devono anche fermare, quindi dei posti dove poter legare le biciclette e mettere in sicurezza una bicicletta dove il turista può fare una passeggiata non ce ne sono. Ok, grazie. Adesso la ringrazio, prendo nota e sinceramente, visto l'uso poi in particolare proprio nella stagione che stiamo affrontando, magari all'inverno sicuramente è un problema, meno sentito questo, farò presente, ne parlerò con Michele e con la nostra Elisa Lodi, vediamo di capire un po', però obiettivamente mi sembra un'idea da mettere, che si può mettere in campo. Non capisco se c'è un'altra telefonata, no. Però c'è un dato su cui che bisogna prendere in considerazione, che appunto credo che lo dicesse prima un telespettatore. Trieste non è città dove sia facile, dove sia consueto spostarsi in bicicletta per tutta una serie di ragioni. Sì, io dico sempre, io verrei volentieri a lavorare in bicicletta, però per tornare a casa in via Cantù la vedo piuttosto difficile. Beh, un Gimondi, dai, tipo. Figuriamo. Però voglio dire, anche lo stesso fatto che magari non si sia pensato anche alle esigenze di chi deve fermarsi e lasciare la bicicletta là, credo che forse bisognerebbe addirittura un cambio di mentalità, e forse questa è la cosa un pochettino più difficile secondo me. Secondo me ha fatto bene signor Bosazzi, come che mi piace chiamarti, ti do del tu perché insomma c'erano tanti anni qua. Oggettivamente sì, è un discorso di mentalità, però resta il fatto, torno a ripetere, si tolgano le bici elettriche che comunque hanno un costo non da poco e poi anche una manutenzione particolare, perché io ho amici che hanno queste biciclette elettriche, per esempio in questo marasma dovuto alla guerra, i pezzi di ricambio, sembra assurdo, ma io ho, ripeto, amici che hanno atteso non poco che sia la batteria ma anche il zocchetto dei freni, per esempio, sto dicendo cose stupide, allora con la bici elettrica certe cose si possono affrontare. L'esempio tuo è eclatante, devo tornare indietro, no? In via Cantù, però oggettivamente non siamo nel Friuli e non siamo neanche dove ero in Emilia Romagna, che porto sempre nel cuore. Com'è stata l'esperienza in Emilia Romagna? Io ho sempre difficoltà a parlarne, posso dire solo, facciamo così, come ho detto già quella volta, chi può aiuti e soprattutto là servono proprio veramente soldi, perché in queste realtà dove mi sono mosso io, se non arrivano soldi veri, ecco perché quello posso dirti che non
non si rialzano. Perché là c'è anche questa, cioè si ragiona sempre per, come posso dire, per schemi fissi, no? Cioè dicono, vabbè, adesso arriva l'estate, lì Rimini, Riccione, cioè quelli sono posti dove si rifanno eventualmente. Ci dimentichiamo che invece l'alluvione ha colpito anche le zone interne dove difficilmente il turismo di massa arriva, quindi non è che si rifanno con la bella stagione, lì c'è un'economia che è fondata su tutto altro, quindi anche questo è un problema, credo. Esatto, aggiungo anche un'altra cosa, non so quale masochista di turno, perché questo paese purtroppo, indipendentemente dalle idee che può avere uno in politica, io ho sempre detto che è un popolo masochista, perché non dimentico taluni voci che circolavano che hanno, in realtà io ero sul posto, per cui non possono smentirmi, anche perché insomma ho le testimonianze, che le voci che circolavano di ipotetici malattie, delle ipotetiche, che tutto può succedere, però ingigantire la cosa o dare anche rilievo, soprattutto in alcune realtà dove che il problema non sussisteva, perché questo è un dato di fatto. Io mi ricordo che a livello turistico cominciavano, ripeto, ho ancora contatti e sono ben voluto, usiamo questo termine, e davano disdette, no? Allora adesso pian piano questa cosa farà, però l'analisi tua che è perfetta, ad esempio io ero vicino a Imola, dei paesi vicino a Imola, uno in particolare, e là di turismo ne è poco. Quali sono le realtà? Le piccole, medie industrie e soprattutto le iniziative diciamo familiari. Che vanno dal bar alla gelateria a quello che sia, certo. E loro hanno indubbiamente un fatturato, avevano, un fatturato che li facevano obiettivamente star bene, e adesso ripeto, se non arriveranno soldi veri fisici, per quello che ho visto io nei miei 3 giorni e mezzo o 4, adesso lasciamo stare, questi non si rialzano perché in 30 secondi hanno perso tutto. Ma poi chiudiamo, andiamo in pubblicità, ma che tipo di gente è? Cioè è gente che si lascia, che si fa abbattere, o gente loro sono piuttosto, l'idea è che siano piuttosto sono gente con gli attributi, oggettivamente, perché ci ringraziavano a noi. Mi venivano a portare la bottiglietta d'acqua, per dire un esempio stupido, perché ormai là non c'era più niente in quel paese, comunque di 3.000 persone, portavano bottiglie d'acqua, però erano là con noi quando facevamo la catena per svuotare, c'erano loro un'ora dopo, mezz'ora dopo il fatto, poi lasciamo la pubblicità, erano già attivi, per cui persone, ripeto, io è una cosa che mi porterò dentro, non dirò mai quello che ho fatto, però è una cosa che resta qua, e chi può aiuti. No, ma quella è anche bella gente, insomma. Sì, ma guardi, ma vedere... sono andato spesso in quelle zone di recente, nei miei capoluoghi, ed è gente ospitalissima, eccetera, e secondo me insomma ce la faranno, perché hanno bisogno di aiuti, perché è inutile negarlo. La signora di 85 anni che passava, che stava vicino a noi, era là, insomma, no? Sì, 85, cioè voglio dire, no? Eccolo, e dopo, solo questo in velocità, la cosa che mi ha fatto piacere, questo sì, le scolaresche, a un certo punto, quando eravamo giù, arrivavano dei pullman con professori, insegnanti o genitori e quant'altro, e ho visto giovani che davano una mano e che venivano come me, quando dicevo da dove vengo da Trieste, che miseria da Trieste,
porca miseria, non diceva Lori, dico io, no? Ecco, lo per dire, ma venivano da Milano e venivano da altre realtà, questo è una cosa che fa ben sperare, insomma. Questo è anche molto buono. Allora andiamo in pubblicità e poi dopo c'è già una mail con una segnalazione. Allora rientriamo in studio, c'è una mail con una segnalazione, dice: volevo segnalare a Tremul la velocità da Formula 1 che automobili e scooter percorrono in via Cesare Rossi. Volevo pregarlo se si potesse interessare a mettere dei dissuasori sulla via prima che succeda qualcosa di grave. Io non so dov'è via Rossi. Via Cesare Rossi è sul monte San Pantaleon, dito in Triestin, Giarizzole, che parte da sopra via Smide, si scende, perché poi la via continua andando verso il monte anche dall'altra parte, si scende e si arriva sull'incrocio che è là del campo del Ballon del Giarizzole, insomma, no? E là prendo nota, vediamo il solito discorso dei 30 km. Se si possono mettere però i dissuasori dipende, bisogna vedere, c'è una dissuasori, io sono ad esempio, si parlava anche l'altra volta con Medao, anche con Gabriele, insomma noi, che era un po' il discorso del dissuasore, quello lungo, per capirci, onde evitare i sbalzi, perché là passa anche il bus. Capito. Allora chiaramente si rientra nel discorso delle ambulanze, però insomma adesso pian piano si troverà un po' una soluzione. Io ho preso nota e ne parlerò con gli uffici di competenza, chiaramente, che sono loro che decidono dove e come si può mettere il dissuasore e quant'altro. Andiamo alla prossima telefonata, buongiorno. Buongiorno, visto che avete parlato dei dissuasori, sarebbe il caso anche Longera proprio, perché è un asilo e non si può camminare, prima o dopo ne butta sotto. Non è il caso, mesi e anni che stavo dicendo questo, però evidentemente la Croce Rossa comunque resta incastrata a Longera, dunque non trovo questo divieto, ecco, insomma. Mi volevo chiedere una cosa, sinceramente, con la nuova legge della strada, no? Non riesco a capire la differenza che c'è tra i monopattini e le biciclette. Se io devo sorpassare una bicicletta devo avere 1,5 metri di distanza dalla bicicletta, le strade sono strette, come faccio? Sto dietro alla bicicletta e poi comunque una bicicletta elettrica è come un ciao di una volta. Allora, perché anche loro non targa e non? Perché comunque sono pericolose, anche le biciclette normali. Per esempio, giù per via Max Fabiani 100 all'ora ce la fanno. Allora, non riesco a capire queste cose. Per me è una cosa che non funziona. Questa è una domanda, perché penso non ci sia neanche una risposta, perché se non ce l'hanno pensato a Roma, cioè il signor Salvini, penso che, non si può fare niente, però è una cosa da pensarci. Allora. E poi volevo chiedere un'altra cosa, la sanità, riusciremo ancora a curarci? Perché guardate, io sono una pensionata e sinceramente mi sto preoccupando, sono in pensione da 6 mesi ma mi sto preoccupando, perché sinceramente non ci sono soldini per poter curarci se non si mette a posto la sanità, e anche un po' di rispetto per chi lavora all'interno, perché ci sono persone che non ne possono più, ragazzi. Allora, conosco. Grazie signora grazie per le segnalazioni che intanto raccogliamo, poi rispondiamo, però siccome vedo che è collegato con noi da Piazza Unità, che ha raggiunto nel frattempo Bernardo Gullotta, dove c'è, credo, sta per incominciare una manifestazione che proprio, se non mi sbaglio, no, Bernardo, ha a che fare con i problemi della sanità, allora io cederei per il momento la linea a te, al tuo ospite, anche eventualmente per chiarire determinate problematiche che forse alla signora che ha chiamato interessano. Siamo in compagnia di Giorgio Jurkic della CISL, oggi siete qui in presidio, come dicevamo da studio, a partire dalle 9:30 tra poco fino alle 11:30 una vostra delegazione sarà ricevuta in prefettura per il tema sanità. Oggi ci sono delle novità a mezzo stampa che in qualche modo sbloccano la situazione del personale, però voi finché non vedete qualcosa di firmato diciamo non siete tranquilli. Assolutamente no, noi vogliamo un accordo con la SUGI
affinché i 69 operatori sociosanitari abbiano il contratto rinnovato. Gli accordi si fanno in 2 e vanno firmati, assolutamente su chiacchiere noi non diciamo nulla. Grazie alla nostra mobilitazione, allo stato di irritazione, siamo addirittura d'arrivo per raggiungere questo risultato di conferma dei 69 colleghi che hanno bloccato che non è stato rinnovato il contratto. Questa è solo la punta dell'iceberg, perché abbiamo altri contratti in scadenza con persone che hanno il diritto della stabilizzazione sia per il Covid sia per i 30 mesi come da legge nazionale, e quindi noi vogliamo che queste persone vengano stabilizzate e vengano rinnovate per rilanciare una sanità pubblica degna di questo nome. Alcuni contratti scadono proprio il 1° luglio, quindi diciamo che il tempo ce n'è poco. Di tempo ce n'è poco, però il tempo c'è, quindi noi chiediamo che vengano rinnovati i contratti a queste persone, perché non è solo un problema delle persone che perdono il posto di lavoro, ma anche di assistenza per il personale. Grande solidarietà per le persone che non vengono rinnovati il contratto, ma anche grande preoccupazione per la sanità che viene erogata, perché con 70 persone in meno abbiamo grosse difficoltà nel garantire i minimi all'interno delle SUGI. Ecco, al netto di queste 70 persone, qualora dovessero essere confermate, dovesse trovare una soluzione, comunque nel comparto sanitario resta un problema di organico, soprattutto nelle corsie. Il problema organico resta, per questo noi chiediamo la conferma dei 350 che sono a tempo determinato, e chiediamo un tavolo per vedere quanto personale realmente serve nelle corsie, nei distretti e anche la parte amministrativa, che ricordiamo che è in grossa crisi perché 60 interinali sono stati mandati via col 1° giugno. In questa sede, secondo voi, è in qualche modo coerente e anche legittimo sollevare un problema di salario, oppure quella è un'altra partita? Quella è un'altra partita che la stiamo trattando a livello regionale con le risorse aggiuntive regionali, e chiediamo che l'accordo venga chiuso quanto prima. La Regione si è impegnata con l'assestamento bilancio a dare più soldi, vediamo se questo sarà vero, e chiediamo che le risorse aggiuntive regionali vengano firmate quanto prima. Abbiamo fatto proposte all'assessore e vogliamo che vengano accettate, perché vogliamo un'equità nel trattamento delle persone. Questo intanto per anticipare il punto di presidio di questa mattina. Perfetto. In Piazza Unità. Io non vi sento più, ma se avete domande da studio, ecco, vi sento di nuovo. Se avete domande da studio, noi possiamo anche coinvolgere qualcun altro in questa sede. Ma sta venendo sempre fuori, Bernardo, eventualmente, peccato che non hai più il sindacalista, ma sta venendo sempre fuori anche dalle telefonate un po' che si sentono, no, Tremul, lo spavento che magari molti hanno per il fatto che per quanto concerne la sanità pubblica si vada sempre più verso una sorta di americanizzazione del sistema, no? E cioè ti paghi... Umberto? Sì, dimmi Bernardo. Posso avvicinarmi a un'altra sigla sindacale, in questo caso alla CGIL? Ho il piacere di parlare con la signora Mafalda Ferletti, ecco, generale FB di Trieste. Abbiamo sentito prima il suo collega, sindacalista della CISL. Sentivo da studio un ragionamento che fanno taluni per quanto riguarda la sanità, cioè si sta andando sempre verso più una sorta di, mi passi il termine, americanizzazione della sanità, secondo lei? Assolutamente sì, nel senso che se diciamo privatizzazione è chiaro che questa giunta già dal primo mandato, ma adesso ancora di più, ha preso questa strada verso il Veneto, verso la Lombardia, verso la privatizzazione. Vedete anche queste nostre magliette di oggi, privati di salute, sta proprio in quel senso, perché il privato, questa apertura molto grande che questa giunta ha dato al privato porterà a questo, che chi ha le risorse per potersi curare lo farà e chi non avrà le risorse non potrà curarsi. Già molte persone per problemi economici rinunciano alle cure, questo sta già accadendo anche in Friuli Venezia Giulia. Lei lavora in sanità? Io no, non sono una dipendente della sanità, ma seguo il settore della sanità, io lavoro in un comune. Ecco, parlavamo prima con il collega della CISL per quanto riguarda i problemi storici della sanità che oggi si concretizzano nel rinnovo del contratto di queste 70 persone, ma che già da diversi anni
anni soffre di una mancanza di organico. Assolutamente, una mancanza di organico che credo anche tutte le persone, i cittadini e le cittadine che si rivolgono alle strutture pubbliche lo vedono ogni giorno. Noi riceviamo quotidianamente segnalazioni, attestazioni anche da parte delle persone che dicono: noi siamo stati lì, siamo stati ben accolti dalle persone, da chi ci lavora, ma ci rendiamo conto che sono proprio troppo pochi e troppo indaffarati, con un lavoro veramente, con dei carichi di lavoro che non sono più compatibili con l'orario anche di lavoro settimanale. In questa nostra regione già da anni tutto il personale sanitario e non sanitario sta accumulando o accumula ogni anno giorni di ferie che non riesce a fruire, ore di straordinari, richiami in servizio. Questo vuol dire che in realtà nessuno fa più le classiche 36 ore settimanali, ma ne fa molte di più. È un personale stanco. Sappiamo che va anche a rischio di maggior errore. Questo capita a tutti noi quando siamo stanchi, qualunque sia il lavoro che facciamo. Io la ringrazio intanto per essere intervenuta ai nostri microfoni. Umberto, se avete altre richieste da studio, io vedo che siete quasi in linea con la pubblicità. Vi ricordo che noi ci fermeremo qui ancora qualche minuto, poi attorno alle 10:15 ci spostiamo di poco perché andremo a parlare con il sindaco di piazza, con il consueto appuntamento con il caffè per le questioni di giornata, diciamo così. Ok, perfetto. Allora grazie Bernardo, andiamo in pubblicità, poi dobbiamo rispondere alla signora che aveva chiamato precedentemente. Assolutamente sì, grazie. Allora, eravamo in debito di una serie di risposte alla signora che aveva chiamato prima da Longera. C'è un'altra telefonata, allora io non voglio far rimanere in assolutamente attesa. Sì, sempre i telespettatori. Sentiamo i telespettatori, magari chiediamo al telespettatore di essere breve, così riusciamo anche a rispondere all'altra domanda, se no ce la portiamo avanti per troppo tempo. Buongiorno. Buongiorno, sarò brevissimo. Grazie. Faccio un appello. Prego. Faccio un appello al signor Corrado presente lì, perché domenica sono andato al mare, sono andato ai Topolini e nell'ultimo e penultimo Topolino praticamente è occupato da ragazzi extracomunitari che praticamente alle 2 hanno messo una musica araba a palla e praticamente si sentivano degli odori strani che uscivano dal sotto i Topolini e insomma il signore che gestisce gli ultimi Topolini che ha le sedie a sdraio dove c'è il bar e quella, il signor Miro praticamente ha già telefonato alla polizia, sono venuti una volta, poi non sono più intervenuti. Domenica poi abbiamo telefonato anche noi, è venuta una pattuglia della polizia e praticamente non sono neanche scesi dalla macchina con la scusa che erano stati chiamati per un altro intervento che sicuramente non era vero. Quindi io direi di intervenire personalmente dal signor Corrado, che so che è una persona molto coraggiosa. Io lo conosco benissimo, sono Mario, quello che aveva il negozio di alimentari via Puccini. Sì. Ciao Corrado. Ciao. Corrado, fa qualcosa perché sennò questi qua occuperà tutti i Topolini, sta arrivando tantissimi, quindi fra poco basta la voce che là si può stare tranquillamente, nessuno non interviene e là praticamente noi andremo tutti al mare a Capodistria, se va avanti così, dove noi vi fa venire qua da noi, perché qua i telefoni e dici guarda che qua potete fare quel che vuole, perché intanto nessuno ne dice niente. Grazie, chiedo scusa se tronco la telefonata, ma è chiaro. C'è un attimo, facciamo così. Come il circo a 3 piste, per dire la verità. Adesso c'è un attimo Gulotta con Russo, sentiamo. Ciao fluidificante, ciao Francesco. E poi torniamo in studio. Prego Bernardo, dai. Sì, grazie Umberto, un breve intervento in compagnia del consigliere regionale del Partito Democratico Francesco Russo, presente a questa
a questo inizio di presidio delle sigle sindacali sul tema sanità. La mia domanda vuole andare un attimo sul Consiglio, cioè come voi dell'opposizione in questo caso su questo argomento avete intenzione di interrogare l'assessore Riccardi? Ma noi intanto continueremo a fare ciò che abbiamo fatto, cioè chiedere il giusto riconoscimento dei lavoratori. È incredibile che in questi anni con tanti soldi a disposizione della Regione non si sia riusciti a dare quel di più anche in termini stipendiali ai lavoratori. Sembra che la cosa stia sbloccando, ma noi sicuramente non molliamo. L'altro dato è mettere mano a una profonda riorganizzazione della sanità, perché chi va via oggi, e ricordiamolo che quando le liste d'attesa crescono è anche perché molti operatori oggi stanno passando dal settore pubblico al settore privato e quindi non c'è più nessuno che ci accolga in ospedale, o sono sempre di meno, molti se ne vanno dicendo che la sanità pubblica è male organizzata, quindi chiediamo e continuiamo a chiedere all'assessore Riccardi che proceda a quella riorganizzazione, a quel cambio anche di dirigenti che in molti oggi auspicano e dicono che sia assolutamente necessario. Le faccio solo quest'altra domanda per poi ricevere la linea in studio. Si aspetta nella manovra finanziaria che si appresta ad essere approdata in aula un pacchetto sulla sanità più consistente a questo punto? Ma non abbiamo ancora visto le carte perché non ce le hanno mostrate, noi chiederemo che sia così, ci dicono che ci saranno molti soldi anche quest'anno e finché durano chiediamo che vengano spesi bene. Qualche volta la giunta regionale li mette in giro un po' a pioggia, mentre qui va fatto un lavoro serio sulla sanità e va tenuto conto che oggi stanno andando via ulteriori lavoratori e dobbiamo dare loro maggiori gratificazioni, dobbiamo trattenere i migliori, dobbiamo fare campagne acquisti per rendere migliore la nostra sanità. L'assessore Riccardi lo sa, negli ultimi anni purtroppo anche le statistiche degli osservatori più importanti a livello nazionale ci dicono che il Friuli Venezia Giulia è un fanalino di coda, siamo tra i peggiori, tra le peggiori sanità in Italia ed eravamo tra le migliori. Quindi noi insistiamo, ci sarà una variazione di bilancio, ci battiamo su questo e spero tutti quanti anche d'accordo. So che c'è Corrado Tremul in studio, lo saluto, e anche il centrodestra, soprattutto le persone che hanno più sensibilità sociale, devono darci una mano su questo. Grazie consigliere Russo. Umberto, vi restituisco la linea. Dia a Russo, Bernardo, che Tremul lo saluta dicendo ciao fluidificante. C'è Tremul che lo saluta dicendo ciao fluidificante. Facciamo i seri, no? Buon lavoro e davvero su questi temi creiamo anche delle buone alleanze, perché sulla sanità come su altre cose destra e sinistra non possono dividersi. Grazie Russo, grazie, buona giornata. Umberto, come dicevo, vi do la linea, noi fra 5 minuti saremo in compagnia del sindaco di Piazza a pochi metri dalla nostra posizione attuale. Ok, allora così noi possiamo rispondere a questa domanda sui topolini e ancora a questa storia di Longera. Di Longera in maniera molto veloce. Io ringrazio la signora, volevo dirle che ho già segnalato il problema, mi trova perfettamente d'accordo, continuerò nel mio piccio, sono un piccio consigliere comunale, però la situazione di Longera la conosco bene. Per quanto riguarda il discorso di Topolini al signor Mario, che saluto, io con l'amico Gabriele, come lui stesso ha accennato qui abbiamo parlato proprio mi pare l'altro ieri, eccolo, andremo sul posto come usiamo fare sempre noi, in mezzo alla gente, per la gente, e vediamo cosa si può fare, perché mi ricorda qualcosa che era datato un po' di anni fa, quando sono andato anch'io ai Topolini per episodi un po' particolari, usiamo questo termine. Non vorrei che si ripetano, sentiremo soprattutto anche appunto i frequentatori cosa ci racconteranno e vediamo sempre qua in mezzo alla gente per la nostra gente. E intanto ci saluta il signor Gianni che dice vorrei avere la gioia di incontrarla per bere un caffè assieme. Quando vuole, se gentilmente può lasciare, signor Gianni, che mando un abbraccio, persona squisita, di una cultura eccelsa dal mio punto di vista e sulla storia di Trieste, se può lasciare il numero di telefono, io
la chiamo e ben venga anche, mettiamo anche una brioche, dai, oltre al caffè. C'è una telefonata, sentiamo, buongiorno. No, io sono Buongiorno. Sono una pensionata e vorrei solo dire che intervistando il signor Russo, lui ha detto che vuole parlare con il signor Riccardo Riccardi per come dire, incentivare la sanità, quello che non va nella sanità. Io direi in più che il signor Riccardo Riccardi sia il primo da rimuovere che non funziona, soprattutto. Ok. La ringrazio. Grazie di questa insomma un'opinione. Un'opinione, sì, io volevo tornare così sul discorso della sanità molto velocemente, sì. Ricordare che da dove è cominciata questa storia, sotto la gestione della signora Serracchiani, sicuramente il Covid che è venuto dopo, e mi riferisco alla gestione dell'altra volta, mi scuso, del Consiglio, non ha aiutato. Resta il fatto, e saluto Francesco, il fluidificante era per Bernardo Gullotta. Lui è fluidificante? Sì, lui è fluidificante, perché ogni tanto giochiamo assieme. Mi sono espresso, ho dato per scontato, visto che lo chiamo tante volte in trasmissione, fluidificante. Ho sbagliato Resta io, il fatto che la sanità ha dei problemi, e per quanto riguarda il sociale e le problematiche sociali sulla sanità, mia madre ha avuto delle risposte che non sto neanche a elencare, mia suocera anche, e so che anche la mamma di qualcuno, diciamo, che conosco, usiamo questo termine, per cui sulle problematiche del sociale non si deve fare mai nessuna differenza. L'importante è farlo in maniera costruttiva e non magari cominciare a fare prima delle discussioni che secondo me sono inutili. Io sono uno del fare, andare sul concreto subito. Non amo tanto i sfronzoli, le virgolette, i passaggi, quello no, però sul sociale si può dare una mano tranquillamente. Allora abbiamo una telefonata, chiedo anche in questo caso, siccome poi c'è anche il collegamento con il sindaco, chiedo a chi è in linea. Così dopo saluto il sindaco. Che così insomma, vediamo di essere brevi, così riusciamo anche a rispondere. Buongiorno. Buongiorno signor Buongiorno. Bosacchi. Scusi, io sono una signora che in gennaio ero un mese all'ospedale e un mese alla Madema. Erano delle signore bravissime, tutti quanti. Io vorrei dire, non possono rinnovare il contratto anche se sono scaduti, non possono rinnovare loro. Ok, questa è una cosa è un'altra problematica che si aggiunge La ringrazio signora. Grazie signora. Tante grazie, sì, sono la signora Yolanda. Grazie signora. Grazie signora. E il discorso che si faceva un po' prima, sempre con la telespettatrice dell'Ongera, dove io ho amici e amiche che lavorano negli ospedali, e soprattutto nel periodo lockdown, che poi qualcuno sponsorizzava medaglie, e in realtà dopo non è che ci sia stato proprio questo grosso riconoscimento, da quello che so, e risottolineo da quello che so. Sta di fatto che c'è un problema anche alla SUGI, no? Che si parla di questi che erano a tempo determinato. Allora io dico, dove ci si trova che si ha già difficoltà di personale, ma si hanno veramente delle persone competenti che comunque si fanno le ore, usiamo questo termine, Bosazzi, non volevo dire quello, no? Bisogna cercare di assolutamente tenerseli, usiamo questo termine, perché la realtà è poi che, faccio un esempio, il 118 che io da sempre assieme a
Claudio, tutto il partito dei Fratelli d'Italia qui a livello locale. Ad esempio io ho ricevuto altre segnalazioni che ci sono sempre delle tempistiche che si allungano, quella volta era stato chiesto in Regione, poi oltretutto anche la Matteoni, so che qualcosa si sta tra virgolette, sta portando la voce di avere qui la sede, perché non è possibile, se non erro qui in trasmissione era venuta anche una segnalazione ultimamente di questi disguidi che portano via il tempo. 30 secondi, io dico solo una cosa, a prescindere, 30 secondi possono cambiarti la vita. Allora, abbiamo... Sta svelto? Perfetto. Giusto quando Bernardo Gulotta si è seduto assieme al sindaco, allora stanno ancora probabilmente mettendosi d'accordo. Vediamo se Gulotta è in linea. Ci sei, Bernardo? Sì, siamo pronti, Umberto, buongiorno di nuovo. Ciao Fluidificante. Allora, Fluidificante era diretto a te, non a Russo. Chiedo scusa, ho fatto un po' di confusione. Ok, ti diamo anche Russo, dai, già che c'è. Ti diamo subito la linea. Sì, grazie Umberto, di nuovo buongiorno Corrado Tremoli, siamo in compagnia del sindaco di Piazza, buongiorno sindaco. Buongiorno a voi, buongiorno Corrado, ciao Umberto, ciao. Finito ieri Umberto. Questo evento Rolex che ha fatto anche un po' di polemica, sindaco, come le giudica queste posizioni un po' goliardiche? Innanzitutto una grande soddisfazione perché tutti i nostri ospiti che non erano iscritti sono impazziti per la nostra città, per la festa. Questa Rolex ha organizzato con Bastiani veramente qualcosa di straordinario. Veramente ieri ero molto orgoglioso della mia città. Naturalmente vicino c'era la solita manifestazione, meno Rolex, più sanità, insomma tutte stupidaggini che solo i sinistri, sai, adesso loro stanno attaccando. Importante attaccare il governo. Stamattina ero al telefono con Valerio Valenti, che arrivano tutti a Lampedusa, abbiamo 2500 immigrati, ma viene fatta apposta probabilmente le difficoltà del governo. Oggi c'è un mondo che si muove a sinistra per metterci in difficoltà, no? Visto che la Meloni sta facendo qualcosa di straordinario secondo me, e allora mettiamo in difficoltà questo governo, come? E facciamo arrivare migliaia di immigranti che non sappiamo cosa fare. È la schifezza della politica sotto certi punti di vista. Senta sindaco, lei mi diceva che in Piazza Libertà, nonostante comunque si stia lavorando, ogni giorno ce n'è una. Aspetta che raccontiamo ai cittadini, ieri 2 rumeni hanno montato una griglia e stavano ridi, c'è da ridere, li ho multati naturalmente, gli abbiamo tolto la... Cioè lei è andato... No, io ho mandato alla polizia municipale, ma il fatto, 2 rumeni che hanno montato con i mattoni, ma dovete vedere che roba, hanno montato la griglia in Piazza Libertà, ma vi rendete conto? Non ne posso più veramente. Ieri mattina c'era spazzatura dappertutto, questi alla sera, queste associazioni li portano da mangiare, poi questi invece che gettare i piatti nei bottini li buttano dappertutto, ma roba da pazzi. Basta, ho detto basta, adesso vado all'attacco. In che senso vada all'attacco? Vedrai i risultati. È presidio fisso? Ma sì, basta, ma questi fanno la pipì e il resto dappertutto. Siete ospiti, dovete comportarvi da ospiti nel nostro paese e non fare queste cose qua. Ho dovuto rimuovere tutta la terra, dietro al monumento della Sissi era diventata una cloaca, c'era aperto. Ma non staremo mica scherzando, no? Dico, non staremo mica scherzando, no? A questo punto non è forse, diciamo, da ripensare l'idea di quel dormitorio nell'ex bazar? No, stiamo attrezzando di nuovo il campo scout di Prosecco. Cioè si utilizza quello come punto di accoglienza, perché prima era il passaggio per l'isolamento Covid. Sì, solo lì possiamo intervenire perché non abbiamo spazi, non siamo una grande provincia, sai, a Udine prendono 4 campi di grano, non risolvono il problema, ma noi non li abbiamo, insomma, no? Non abbiamo questi spazi per poter fare queste cose. Sindaco, visto che poco distante sotto la prefettura c'è una protesta dei sindacati sulla sanità, so che è una partita regionale, però molte volte viene detto il sindaco è garante della salute pubblica, perché non prende mai una posizione? Come non prendo posizione? Ci racconti? L'ho presa 1000 volte, ho detto la sanità pubblica costa, più lavora più costa, mi segui? La sanità privata, più lavora più guadagna. Allora cosa dice il sindaco? E naturalmente ai sindacati contro, mettiamo insieme chi guadagna tanto,
e quelli che costano li mettiamo insieme e risolviamo i problemi, ma il sindacato non vuole questo, il sindacato dovrebbe difendere i posti di lavoro dei lavoratori, non fare politica. Un'altra questione è quella dell'acqua marina, ci diceva che è tutto imminente per il suo abbattimento. Sì, sono arrivati ieri a Rolà, sono arrivati i container, stanno preparando i container per riempirli naturalmente delle macerie e poi cominciano, siccome ha vinto Ghiaia di Pordenone, quella che ha battuto la Tripoli e gente molto in gamba, stanno preparando tutto, poi quando partono rasano al suolo tutto. Naturalmente vorrei anche rispondere a quei 4 che hanno scritto che si poteva non abbatterla, ti porterò dentro a vedere in che condizioni, come tutta la struttura è collassata con quel crollo e che gli architetti e gli ingegneri hanno certificato che bisognava abbatterla. Qual è la giornata del sindaco oggi? Beh, si parte stamattina come sempre e si finisce come ieri sera a mezzanotte, come l'altra sera a mezzanotte e così insomma, però è un momento magico, datemi atto che è un momento magico per la città, siamo pieni di turisti, adesso arriveranno altre navi, stiamo preparando il concerto di Zucchero, insomma sarà un altro momento importante di questa nostra estate, dopo arriveranno altri cantanti, altri gruppi. Quest'anno si può dire che stanno tornando i grandi concerti, Maneskin, Zucchero, Biagio Antonacci. Ma naturalmente ci sono anche 100 manifestazioni a fianco, ieri sera c'era anche San Giusto, dopo si era innestata questa storia della Rolex che hanno fatto poi una cosa elegantissima, bellissima e c'era tutta la città e moltissimi ospiti stranieri che sono rimasti a bocca aperta. C'era un tramonto ieri sera sulla piazza che meritava veramente di viverla. Chiedo al studio se ci sono domande, Umberto. Bernardo, solo salutami Roberto e passo la palla al signor Bosazzi. No, allora... La saluta Tremol. Hai sentito? Ah sì, perché giusto, lo sente anche lui. No, niente, io saluto anch'io il sindaco, abbiamo ancora un po' di mail da sottoporre a Tremol, quindi se non ci sono altre curiosità... No, chiedigli se andrà a vedere i Maneskin. Lei sindaco mi chiede, Bosazzi, se andrà a vedere i Maneskin quando arriveranno in concerto, visto che è un gruppo che comunque attira molto. Sì, andrò anch'io, naturalmente ci saranno 20.000 persone, per cui credo che ci sarò anch'io. Non è che proprio insomma, impazzisco per quel che stravedo, però è una grande manifestazione per i giovani e siccome sapete quanto io amo i giovani di questa città e del mio paese, per cui è per loro che facciamo queste cose. Dopo io magari ci sarò o non ci sarò, non è determinante. Complimenti per il discorso. Volevo riagganciarmi adesso. Invece volevo dirti che ci sarà il fantasma dell'opera alla Rossetti. Pensa che hanno venduto 500 biglietti a Londra, vuol dire che 500 persone da Londra prenderanno gli aerei per venire a vedere il fantasma dell'opera Rossetti. Queste sono le soddisfazioni di un sindaco che guida una città così importante. E mi diceva prima del turismo, volevo riagganciarmi a un'ultima domanda, poi ricevo lì nello studio. A che punto è questo processo di rimozione delle auto sulle rive? No? Lei più volte ha detto dobbiamo togliere le auto dai posteggi delle rive perché tanto con l'arrivo delle navi bisogna farlo. Sai che adesso abbiamo chiuso con quelli che avevano la concessione lì in Porto Green Season. Adesso prima facevano da tappo i 4 magazzini, adesso possiamo aprire, adesso darò 1 migliaio di posti di auto. In più ieri ho incontrato la Saba che adesso metteranno il conto auto, cioè metteranno il segnale che dirà quanti posti sono liberi al silos, perché il silos, ricordatemi, non è ancora utilizzato al 100%, per cui ieri ho incontrato la Saba, adesso metteranno, come arriverà il turista, vedrà 100, per esempio ieri avevamo 200 posti liberi, se ti scrivi 200 posti è chiaro che il turista entra dentro, poi io che entro dentro quando non sono con l'autista ma spesso sono con la mia automobile uso il telepass, entri ed esci senza ritirare neanche lo scontrino, ma cosa vogliamo di più? E ripeto, ieri avevamo 200 posti liberi, allora qualche volta facciamo le polemiche inutili. Grazie sindaco, buona giornata, allora buon lavoro fino a stanotte a mezzanotte e mezza, come ha detto poco fa, grazie. Ciao. Grazie Umberto, vi restituisco la linea. Ok, grazie Bernardo, ma chi paga il caffè? Ah, non sente più. Prego? Chi paga il caffè? Prego?
Chi paga il caffè adesso? Chi paga il caffè? Non lo so, ora faremo Mora Cinese io e il sindaco e vediamo chi lo paga. Ah, ok, bon, vabbè, così so come regolarmi quando dovessi essere io ad incontrare il sindaco. Grazie allora a Bernardo Gulotta. Ciao Bernardo, a dopo. Concludo velocemente, sono d'accordo col sindaco per quanto riguarda il discorso di Piazza Libertà, non a tutti, poi tra l'altro con gestacci che stanno girando sul video del comportamento di questi soggetti, no? Che quando qualcuno ti dice non devi fare la pipì si rivolge verso una donna in un modo che, boh, lasciamo stare. Oltretutto aggiungo che quella che era chiamiamola manifestazione sit-in da parte di questi stranieri, sui cartelloni mi ha fatto inalberare, sui cartelli che postavano: vogliamo una casa. Le parole del sindaco di prima erano perfette, lo diciamo da tempo: sei un ospite, ti adegui, punto. Volere, secondo me, mi inalbera. Allora, abbiamo ci sono rapidamente delle mail solo con delle segnalazioni. Incrocio tra via Puschi e via Miani, criticità. Poi ancora che criticità? Bon, vabbè, che è pericoloso proprio per le macchine, eccetera. Sì, ho fatto fare le strisce pedonali all'epoca e ho fatto rifare il manto stradale, per quello ho chiesto. Vabbè, ok. Poi possibilità eventualmente di ampliare il posteggio dei motorini in via Pitacco, magari aggiungendo a terra dei nuovi stalli, e basterebbe un unico paletto per impedire alle macchine di posteggiare in zona. I paletti sono un po' particolari, però prendo nota. E poi c'è ancora uno di cui diamo lettura, insomma, però secondo me dice: la manifestazione oggi in Piazza Unità è voluta esclusivamente dalla politica che attualmente aiuta solamente i privati. Questo problema il Presidente della Regione lo conosce benissimo, perché lui stesso è il primo sostenitore. Quindi questo per quanto riguarda le mail è tutto. C'è ancora uno dice: preferirei che il sindaco non fomentasse l'antipatia verso i migranti, il mondo non è dei ricchi, l'ospite viene accolto con servizi e aiuti, dice la signora. L'ospite è una parola grossa, i servizi e gli aiuti sono stati dati, per quello ho sempre detto, comunque a prescindere, bambini a parte, che quella è un'altra storia, oggettivamente se posso ti aiuto, ma prima, senza se, senza ma, arrivano i nostri concittadini, il nostro popolo. Io faccio volontariato da non so quanti anni, cose mie mi muovo io e non pubblicizzo, e assicuro che il sociale, per quanto riguarda i nostri concittadini, le nostre persone, il nostro popolo, è un problema che sta aumentando sempre di più. Velocemente solo, sì, c'è una cosa che sì, solo gentilmente saluto il Waccio Team, che questa sera farà la partita per un amico che non c'è più. E naturalmente saluto tutti i telespettatori, un abbraccio, buona vita, come si usa dire, e chiude il buon Io chiudo anticipando gli ospiti di ring di questa sera, che sono Andrea Carli del PD, Fabio Scocimarro, assessore regionale all'ambiente, Filippo Caputo della Confsal, Giorgia Tripoli di Insieme Liberi e Lucia Buna della Lega. Poi chiedo scusa, si parlerà anche di giustizia, cos'è la separazione delle carriere, con Giuseppe Benedetto, presidente della Fondazione Einaudi. È tutto. Grazie ai telespettatori, buona giornata a tutti. Buona vita a tutti, buona giornata a tutti. Arrivederci. Grazie Bosazzi.